Allora, calma. Allora, si comincia con Tore Falà. Infatti devo ringraziare prima di parlare delle cose di cui dobbiamo parlare, perché ne dobbiamo parlare di tutto, mettiamo tutto sul piatto, però con calma, perché ci contraddistingue la calma in questa community e dobbiamo mantenere la calma, anche se è una sconfitta molto pesante. E poi se ne dovrà parlare, ma devo ringraziare perché già in pre, Tore Falanga, generosissimo, che esprime il suo pensiero, che ci ha espresso a tutti gli amici abbonati in questi giorni. No, ma continuiamo a dire che abbiamo già vinto, festeggiamo, non consideriamo che la Juve potenzialmente ha solo -12, provo vergogna per questo atteggiamento da provinciale, domani ci rideranno tutti in faccia. E non c'è dubbio che domani rideranno, ma perché questa oramai è la deriva, no? Oltretutto è una cosa normale per quando una squadra c'ha questo gap, appena una riesce a strapparti anche un punto è normale che tutti fanno la cosa. Poi c'è anche tra gli abbonati mi hanno anche mandato una cosa bellissima che nel prenderla a ridere gli altri tifosi di tutta Italia tutti contenti, il Napoli ne ha prese 4 e poi si devono rendere conto che il Milan è una potenziale concorrente per la corsa alla Champions e quindi c'è poco da esultare per gli altri. Possono esultare quelli del Milan sicuramente, ma andiamo a leggere. E adesso ringrazio anche Diego, prima ringrazio Valeria. Quando il risultato è così rotondo c'è poco da dire. Bravi loro, irriconoscibili noi, un Napoli di gattusiana memoria, ma quello che mi ha fatto più male è quello che è successo sugli spalti. E ovviamente, Valeria, questo sarà un tema, se non il tema, non può essere l'unico tema, però è un tema importantissimo. Pensate alla mia mamma che mi manda i video dalla sua finestra perché lì dice guarda i tifosi, mia madre non sapeva che quella era una protesta. E fa malissimo vedere che i tifosi, i fumogeni, i cori, le cose fuori allo stadio e poi entrate a fare silenzio, per quanto possano essere tutte giustificate le ragioni, le cose che vanno però approfondite. Le ragioni io le voglio approfondite da entrambi le parti in causa, perché voglio sentire il capo degli ultra, che poi ogni ultra hanno i vari gruppi e non tutti i gruppi sono uguali, alcuni sono tesserati, alcuni non sono tesserati, altri vogliono per esempio i cori verso i giocatori, altri non li tollerano i cori verso i giocatori e si deve fare solo come dicono loro. Voglio sentire loro, ma voglio sentire anche De Laurentiis e il prefetto, voglio sentire tutti, perché se le cose sono cambiate dopo gli episodi della tangenziale, allora dobbiamo parlarne meglio e dobbiamo capire cosa è veramente difficile da gestire, cosa è veramente pericoloso, una bandiera che sventola, un tamburo che viene suonato a tempo, oppure poi farli incontrare fuori, perché anche fuori quando uno c'ha la criminalità nel sangue, non è l'ultra, non è il tifoso, quando uno ha la criminalità nel sangue che si incontra per fare certe cose e non è più il discorso del calcio, non è più il calcio. E questi qua del calcio, della sconfitta, non se ne fregano proprio, non gli interessa, perché altrimenti se metti poi il Napoli davanti a tutto, tu entri per festeggiare la squadra e per incoraggiare la squadra.
Ne dobbiamo parlare proprio approfonditamente, perché poi quando si fanno le domande a De Laurentiis non bisogna accettare giri di parole, bisogna essere precisi. Cosa è vietato, perché a Bari invece le bandiere si possono mandare. Allora De Laurentiis o è contro il Napoli, è la città di Napoli o è la squadra di Napoli? Bisogna vederlo veramente nello specifico, perché così proprio non va bene. E ringrazio ancora Tole Falan che parla ovviamente di questo argomento. Via dallo stadio, gli ultras fasulli, pessimi. Se tenete un paio di like per me, proprio per me, Francesco Scaglione, benvenuto. Ecco, se Roberto Noletta, ecco, Roberto Noletta, benvenuto. Fatemi sapere, fatemi arrivare qualche like, perché sì, mi stavo facendo una mezz'ora di collar, ma devo ringraziare Diego, fatemelo recuperare, perché se no non va bene. Ecco qua. Napoli non siete voi, brutta questa. Forza Napoli, sempre Forza Napoli, Diego, anche perché, e approfitto del tuo messaggio per ricordarlo, per chi non avesse visto poi la reaction, io in Paramount Plus, quindi all'estero, quindi in internazionale, sento dire dai telecronisti che qualcuno ha lasciato lo stadio sul 4-0, e questo nemmeno lo posso accettare, perché siamo tutti bellini quando facciamo le goleade, distruggiamo tutti. Che facciamo? Ce ne andiamo? Quando prendiamo gol e quando c'è una giornata storta dove ti fa tutto storto, ce ne andiamo? È così che poi si sostiene una squadra? Non credo. Poi, esatto, rispondo a Sonenos, che poi è Gianluca, i tifosi sugli spalti. Si deve chiedere ad Angioletto, perché Angioletto mi ha fatto sapere, ovviamente, i miei inviati che erano allo stadio, che a un certo punto sono successe le muresche all'interno della curva B tra tifosi e qualcuno, però prima di commentare queste cose qua vanno saputi bene i fatti, perché poi si possono dire cose sbagliate, e quando tu dici la cosa sbagliata poi esce il fatto e dici allora non era sta zitto, perché non si sa. È chiaro che il primo intuito che ti viene in mente, qualcuno che voleva esultare, che qualcuno che voleva incitare, e quelli gli dicono no, dobbiamo stare zitti, l'imposizione è di star zitti e di fare silenzio, e quindi si sono presi. Poi leggiamo di alcuni che qualcuno ha luccato una parola, ci sono delle armis, così c'è stato il panico generale, gente che scappava, e quindi si crea il panico, gente che scappa, e per questo poi si creano le mazzate. Va affrontata con serietà la cosa, va affrontata con serietà. Quindi finché non abbiamo testimonianze dirette è veramente difficile. Datemi 300 like proprio di commiserazione, che poi dobbiamo parlare anche della partita. Allora, dicono che volevano girarsi per contestare la società, ma alcuni non volevano e si sono dati. E questa è la cosa di intuito che mi viene in mente. E queste sono cose non accettabili. Davide, benvenuto, ma anzi bentornato, ma io che ne so. Sei dei nostri, sei sempre stato dei nostri, e ti abbraccio. Si può evitare, è chiaro, Claudio, possiamo parlare della partita. Io qua mica mi sono scritto i nomi degli ultra, io mi sono scritto la partita, tutto quello che non è andato. Gli XG ancora non erano usciti, io per questo stavo aspettando un pochino. Fatemi controllare se sono usciti. No, sono in ritardo gli XG. Sono in ritardo gli XG. Andiamo a leggere altri messaggi, altri commenti. Certo che Squadra e Curva, il nostro gusto per l'autolesionismo è surreale. In una stagione così riusciamo a farci male da soli a tutti i livelli. Sono d'accordo, bisogna sostenere la squadra nel bene e nel male. Io sarò sincero, ho spento perché il Napoli era inguardabile e mi auguro di non rivederlo più. Allora, io capisco le reazioni a caldo di ognuno di noi sono diverse, e quindi uno spegne, uno non vuole saperne niente, uno se ne va dallo stadio. Però dallo stadio ci dobbiamo anche sentire un po' responsabili di quello che succede alla squadra, perché se la squadra in certi momenti ha bisogno della spinta dei tifosi e facciamo una narrativa sempre banale e quanto sono importanti i tifosi e quanto ma a livello emotivo se però facciamo questa narrativa e non facciamo altro che parlare di questo, gli addetti ai lavori non fanno altro che parlare di questo, e Spalletti dice i tifosi ci servono e ci servono così,
E allora dobbiamo stare a sentire e dobbiamo incitare nei momenti di difficoltà. Non si può accettare. A casa che tu spegni, il giocatore non se ne accorge, cioè non cambi niente. Da SofaScore ci fanno sapere 1.24-2.09. Vabbè, poi sono diversi, quindi, però vedi, c'è una superiorità del Milan non schiacciantissima, non è che noi facciamo 0 e loro fanno 4, solo che loro tutti i tiri che hanno fatto, oddio, Meret qualche parata l'ha dovuta fare, io me la sono scritta, Loro hanno avuto sicuramente molte più occasioni, sono stati molto più pericolosi di noi, è chiaro che giocano dopo aver fatto i 2 gol, potevano giocare in attesa e con contropiede, con il Napoli più sbilanciato si creano più pericoli, questo è facile, è di facile lettura. Però il Napoli doveva fare meglio e mi sembrava pure voglioso, aveva iniziato bene Simeone, Kvara mi sembrava anche in giornata, non lo vedevo prevedibile, ho visto fare delle cose buone, Politano sì e no, centrocampo così, e in difesa ci sono stati dei buchi anche abbastanza gravi, forse dovuti anche dal momento, dalla giornata, che tu dici capita la giornata, questa è la giornata dove non la riprendiamo. Arbitraggio pessimo, siamo d'accordo Lello, ma purtroppo quando ne prendi 4 l'arbitro diventa l'ultimo dei problemi, perché non ci si può poi attaccare all'arbitraggio, perché non perché l'arbitraggio non sia importante, ma perché il Napoli di quest'anno ha dimostrato più volte di essere in grado di andare oltre anche arbitraggi non ideali, anche di fronte a cose clamorose, cioè quello ti fa un fallo grave, ripartono, e invece tu quasi ti sposti, fermi il contropiede e vieni ammonito tu. Queste cose qua al contrario è chiaro che ti innervosiscono. Allora Roberto, fatemi ringraziare Roberto, nel frattempo tolgo i messaggi salvati, la mezz'ora di no, io dovevo subito venire a trovarvi e leggervi, perché poi magari mi date voi un po' di forza, visto che domani dobbiamo fare analisi tattica, mica ce ne andiamo, mica noi restiamo sul cavallo o sul ciuccio solamente quando ci fa comodo. Accendiamo il micro, perché sennò andiamo in difficoltà. Dove sta Roberto? Ho timore di come la stampa napoletana affronterà il tutto, addosserà la colpa della sconfitta agli ultra, quindi in trasferta dovremmo sempre perdere. Tu dici, se la colpa fosse solo degli ultra, in trasferta dovremmo sempre perdere. Non è proprio preciso il messaggio, Roberto, perché poi in trasferta gli ultra vanno e li abbiamo visti e li abbiamo sentiti anche cantare, perché poi adesso si è tolta la cosa, avremmo dovuto sempre perdere quando c'era il ban delle trasferte, però proprio molto spesso i tifosi vanno nelle trasferte, adesso che non c'è più il ban ci stanno tornando, e abbiamo visto anche settori belli popolati anche in varie parti dello Stato. Capisco quello che dici sulla stampa, perché ovviamente adesso bisognerà vedere cosa si fa. Poi ci sono 2 modi per affrontare il discorso: se dai ragione ai tifosi, perché alle volte non è facile mettersi contro alcuni tifosi, mi rendo conto tranquillamente. Una cosa è capire le vere circostanze, una cosa è essere sì, avete ragione, bravi, peccato così, essere la piaggeria. E una cosa poi è non approfondire nello specifico e fare di tutta erba un fascio per avere poi i titoli e le cose. E lì diventa pericoloso, perché non si è mai visto un ambiente così di una squadra che ha 71 punti con 25 punti di vantaggio. Sul Milan oggi che ci ha battuto abbiamo quanti? 20 punti di vantaggio. Pensate che la Lazio ci debba dare fastidio? È chiaro che pensiamo alla Juve, è l'unica che vincendo 1-0 tutte le partite, è l'unica che sta lì e sta facendo meglio dell'anno scorso, perché poi il confronto va fatto sempre con l'anno scorso. Campionato simile con le milanesi che fanno peggio rispetto all'anno scorso, e quindi il Napoli che fa molto meglio rispetto all'anno scorso guadagna
il vantaggio e sta lì e se li guarda dall'alto, li guarda ogni tanto scivolare. Questa giornata è capitata all'Inter, a volte capitava al Milan, ma non credo che si possa mettere in discussione. È chiaro, la Juventus è sempre pendente perché vince 1-0, il suo campionato meglio dell'anno scorso lo sta facendo nonostante delle scivolate nel girone d'andata, e poi ci stanno questi 15 punti che ballano. Dopo i 15 punti che ballano, che ancora non si sa se verranno restituiti o meno, ci stanno altri procedimenti da vedere e qualcuno parla di radiazione, qualcuno che fa la proposta proprio di revocare anche gli scudetti vecchi. Queste cose andrebbero evitate, non parliamo del passato, parliamo di adesso, parliamo di questa annata qua, dove il Napoli se la deve godere e deve però continuare la cavalcata, perché se poi ti scivoli e vieni meno nelle gambe e fai brutte figure, che questa è una brutta figura, 0-4 è brutta figura in casa, si può entrare in psicosi, e non è proprio il caso, Quindi andiamo a leggere altri messaggi. Grazie Roberto. Statisticamente la sconfitta su queste 3 partite fra campionato e Champions era preventivabile. Io la volevo in mezzo, cara Valentina. Vittoria oggi, sconfitta la prima e vittoria la seconda, più rotonda, e stavamo tutti più tranquilli. E invece purtroppo no. Questa poi è la sconfitta sul gol di Sala e Pepe. No, vabbè, incredibile. Quelle poi sono le cose del calcio, perché uno come Salemaker, che è sempre stato visto come l'equilibratore, il giocatore che non ha questa grande qualità però ti fa fase difensiva, so scarta tutta la squadra 3 volte, è veramente, sono quei momenti imponderabili. E Alfredo, che ne pensi del 0-4? Di questo stiamo parlando, mica ti dico ne penso male, va sviluppato il discorso. State lasciando i like. Paramount Plus. Lello, non lo so, perché sempre dopo la pausa, Mariella, questo è un discorso che si può fare, questo è un discorso che va analizzato, probabilmente per come lavora Spalletti, per come si mette, tutti sono concentrati e mentalizzati e Spalletti deve tenerli sul pezzo, e come si lavora sull'avversario, come si lavora sui punti deboli dell'avversario, come si lavora sui punti di forza nostri. Perderli, disperderli e poi tornano alla spicciolata e non puoi allenarteli, e questa è una cosa che non fa bene. È chiaro che si può dire lo stesso anche del Milan, perché anche il Milan aveva i nazionali davanti, noi molti di più probabilmente in questa tornata, però c'è anche questo, ti stanchi, i viaggi sono stancanti, chi mi ha detto che la stanchezza mentale è pesante, ci sta. E quindi una grande cavalcata ogni tanto prevede degli inciampi, e anche se sei più forte dell'avversario, questa sera l'avversario è stato più forte di noi, è stato più bravo di noi. Grazie Blackish. Inspiegabile il tifo. Oggi Pioli l'ha preparata bene, meglio di Luciano, non è l'assenza di Osimhen che ci ha fatto perdere, tranne Kvara, poi il resto non ci siamo. Spero solo che in Champions non tornino i fantasmi. Tifo e prestazione superficiale, nient'altro da dire, farne tesoro, andare oltre e tornare a fare il Napoli, che non può essere questo. Il mese più importante della nostra storia è ancora lungo. Buonasera Valerio, possiamo dire che se un giocatore dice che è mentalmente stanco si potrebbe non farlo giocare, se un portiere ha la maschera per la prima volta non è meglio far giocare il secondo? Enzo, col senno di poi, si può dire tutto, è chiaro. Se però avessimo fatto giocare Juan Jesus o Ostica dal posto di Kim e avessimo preso 4 palloni, avremmo detto deve giocare sempre Kim, perché Kim è meglio gli automatismi con Rachmani, Kim è comunque più forte, quindi finché non sono infortunati li devi far giocare sempre. È ovvio che di fronte a una prestazione, Kim non è che ha sbagliato, però entra in quel gol anche con quella deviazione. È ovvio che si può parlare di tutto, lo stesso di Lorenzo è stanco, però questa volta non ce l'ha il Beresischi, e allora col senno di poi si può dire ne poteva saltare qualcuna prima Kim oppure qualcuna prima di Lorenzo, così non arrivi esausto ad altre partite. È chiaro, col senno di poi si può dire tutto. La maschera per la prima volta, si sarà allenato, si sarà abituato, non credo che non ha visto i palloni arrivare, perché è una cosa Osimhen, è una cosa il portiere che deve avere i riflessi
così col seno di poi Gollini ne pigliava 5, perché Meret le ha fatte le sue parate, Gollini ne poteva prendere 5, non si può fare questo discorso qua. Ovviamente la domenica sportiva stanno esaltando solo il Milan come da aspettarsi, e che ti vuoi aspettare oggi, Anello? Se noi facciamo la contronarrativa molto spesso, perché ce la meritiamo pure di farla, perché ci snobbano, e oggi che gli vuoi dire alle testate? Poi se vogliono divertirsi e far stiamo arrivando, è riaperta, e vari titoli che hanno fatto anche in passato i rumori, lì poi si rischia di diventare ridicoli, ma oggi meritano i titoloni, ci hanno battuto 4-0, che ci vuoi dire? Che gli vuoi dire? Tengo paura di Lecce, ed è lì che il Napoli mi deve dimostrare, come ha fatto in passato in questa stagione, che dalle sconfitte, dagli inciampi si reagisce bene. E io devo ripetervi che non siamo dei robot, che non siamo degli alieni, si può perdere male, si dovrebbe evitare. Io una cosa che mi è sempre piaciuta del Napoli, che poteva sbagliare la partita, poteva capitare la partita dove l'avversario ti azzecca il gol della vita e tu non ci puoi fare niente. Prenderne 4 fa male, onestamente, e non sono abituato a parlarne. Due gol di scarto, dobbiamo tornare a 2-3 anni fa per ricordare una sconfitta con 2 e più gol di scarto. Andiamo a leggervi tutti i like list da lasciare, perché poi guardate, non vedete 450 persone che lurcano, che guardano, non sono tutti della community, ci saranno i tifosi avversari che lurcano, che vogliono sentirci e sbatto le cose. Io non sbatto niente, ma non divento virale, ma non sbatto niente. Stasera per il Napoli solo applausi, però chiariamo, la vergogna sono i festeggiamenti? Assolutamente no, la vera vergogna sono state le curve, e comunque stiamo calmi, noi siamo bellini, e questo poi mi piace, perché se ci dobbiamo distinguere, ecco, come canale, come community, mi piace nel bene e nel male, nella cattiva sorte, nella buona sorte, in salute o in malattia. Vedi? Dimostriamo di essere stabili e forti mentalmente noi, amici belli. Iniziamo da noi. Sono stato molto colpito da alcuni sentimenti tra di noi, giorni di silenzio, ascolto, profonda introspezione. Di nuovo non mi funziona il link, e allora la colpa è a tu. Io l'ho aggiustato il link, non è possibile, fammi vedere in diretta dal canale, dovrebbe essere proprio tip stream elements. Gli Ultras avranno enormi motivazioni. A me della Champions interessa poco, sconfitta pesantissima stasera. A me della Champions interessa, Fabio, poi è chiaro che so che essendo partite secche che ti possono andare in un certo modo, ecco, pensate adesso è arrivato, poi vi pompierò al contrario, perché lo so che è pesante, sto male, ne parliamo e ne parleremo. Però pensate uno 0-4 in Champions, e come lo recuperi più? Non lo recuperi più, e quindi una partita storta te ne fa diventare storte 2, fai brutta figura internazionale, non bene, e te ne esci anche se hai fatto un grandissimo percorso prima, sei arrivato prima del tuo girone. Quindi per questo la Champions è complicata, perché devi avere abitudini a certe partite, agli scontri andata e ritorno, devi avere un'abitudine a certe competizioni. Ed è un campionato infame, perché puoi sbagliarne una e ti rovina tutto. Ecco perché la Champions è uno sfizio, una ciliegina, è una vetrina internazionale che ti puoi togliere delle soddisfazioni, e va benissimo. Adesso prendo le parole di Spalletti e dice Spalletti: sono curioso di vedere cosa succede dopo questa partita qua, cioè lo dice in pre-partita Spalletti, dice non so come finisce, ma quello che sarà il risultato potrebbe o non potrebbe influenzare quello che sarà la partita di Champions. È chiaro che da questa partita loro escono tutti ringalluzziti, è chiaro che ci affronteranno con quella voglia e quella di ne abbiamo fatti già 4, e riprenderanno anche le parole di Pioli dell'andata, non meritavamo di perdere, ci è andato tutto storto così. È chiaro che loro hanno preso forza psicologica. Dobbiamo vedere se il Napoli ha perso certezze, questo poi io devo vedere, ma lo dobbiamo vedere subito con Lecce,
perché poi la Champions è un'altra storia, ma lo devo vedere subito con il Lecce. Andiamo, più che pagelle sono pagelline, quelle del mio fegato defunto, così come quelle degli attributi defunti dei nostri ragazzi leziosi, imprecisi e disuniti. Praterie, sì, disuniti e praterie, è proprio quello che è vero. Time, come tutti sono molto deluso e preoccupato per questa sconfitta pesante, ma la cosa che mi ha deluso di più è l'atteggiamento di certi tifosi che del tifoso non hanno niente. Problema di testa, di voglia. Io poi non lo so la voglia come si stabilisce, perché abbiamo giocato anche partite dove avevamo questo, cioè non credo che tu puoi avere meno voglia nel tuo stadio. Certo, ecco, vedi, quando io dico nel tuo stadio, era il tuo stadio oggi o era surreale? Quindi la voglia te la devi trovare dentro di te come motivazioni personali, la voglia di battere dei record. Noi penso che il record di Conte della Juve ce lo dobbiamo scordare, non si può raggiungere più. E dobbiamo fare un po' di calcoli matematici. Però io non credo che non ci sia voglia, ti stai affrontando tra l'altro il Milan. Giro fa così, Giro indica lo scudetto al primo gol, loro proprio anche Spavaldi, Buffoni indica lo scudetto, come a dire siamo noi campioni d'Italia. E non ti vergogni che noi campioni d'Italia siete 20 punti indietro. Ajeje Brazorf, benvenuto. Con orgoglio lui mostra lo scudetto, dice noi abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso, come vi permettete, diciamo. E intanto ce ne hanno fatti 4 e questo poi porta al discorso Champions. Ci hanno mangiato le gambe. Stasera loro tatticamente perfetti, noi potevamo farla girare meglio, anche se però inguardabile Vale si è ricreata di nuovo quella voragine tra centrocampo e difesa dai tempi di Gattuso. E questa voragine, lo sai Valentina, come si crea? Si crea quando poi i reparti non sono strettissimi. Noi lo sappiamo che facciamo questa reaggressione alta, che si prende dei rischi, lo vodka, eccetera, eccetera. Però ci devono essere tutti i reparti belli compatti e tutti stretti. Se ci sfilacciamo e poi si crea la voragine perché si rischia tantissimo. A noi ci piace attaccare sia con Di Lorenzo che con Mario Rui e si crea quella cosa. Tu dici Gattuso, l'avete annusato il pericolo? Perché poi si annusa, si deve annusare. Andiamo a leggere altri messaggi. Non lo so se state lasciando i like, ma mo smetto di parlare. In cosa Pioli ha asfaltato tatticamente Luciano? Perché ogni volta ci mette in difficoltà Pioli, forse la posizione di Bennacer. Stupito da Kvara, troppo forte. Politano, bene, Meret 0. Non me la sento di prendermela con Meret, onestamente. La posizione di Bennacer è uno dei due centrali insieme a Tonali, non è niente di strano. Kvara bene, Kvara comunque positivo. Politano è riuscito a sfuggire a Teo Hernandez più volte, poi non è stato precisissimo nel delivery, nel consegnare un pallone pericoloso. I cross col destro sono sempre un po' a spiovere, un po' non pericolosissimi, non tesissimi. E vediamo. Hanno già detto in TV ad aprile inizio nuovo campionato, facciamoci una risata. Spalletti nervoso già nell'intervallo. Smettiamola di considerare forti i giocatori mediocri scarsi. Lui, Meret, Politano farebbero fatica a giocare a bola o no? No, parliamoci chiaro. Oppure Amabella sono tutti i campioni. E per questo io poi, chef Virgi, io non mi ricordo il tuo nome. Quindi se sei nuovo di queste zone, benvenuto. E se sei nuovo non sai che noi, poi dico sempre noi per un senso di community, ma ognuno la può pensare come vuole e io mi prendo la responsabilità per il mio pensiero. Io non ho mai considerato Politano, Mario Rui e Meret dei top player, non li ho mai considerati. So che Mario Rui sta facendo un campionato straordinario, tra i migliori terzini per rendimento in Europa, e lo sta facendo tra assist, prestazioni, fase difensiva, appoggia la manovra, è il regista aggiunto, manca Mario Rui, non gira il Napoli e poi improvvisamente diciamo che non giocherebbero nel Bologna. Così io non faccio così perché poi se guardo tutte le partite una volta dico
si scarsa, una volta dico si mostra e si diventa ridicoli. Tu magari l'hai sempre pensata così, hai sempre pensato che sono tutti scarsi così, però tutti scarsi così, 3 giocatori titolari del Napoli non si arriva a 71 punti. Sono scarsi? Io ritengo tutti scarsi. Questa è una cosa che mi contestano. Per me sono tutti scarsi in Serie A. È difficile trovare dei giocatori che dice il nuovo Nedved, il nuovo Cannavaro, il nuovo grande Buffon oppure il nuovo Bilov. No, io li ritengo tutti parecchio scarsi, che ogni tanto fanno delle cose. Poi ci sono delle eccezioni. Kvara non si può chiamare scarso. Kim non si può chiamare scarso. Lobotka non si può chiamare scarso. Poi ci sono dei momenti in cui overperformano e vanno sempre meglio e quindi scattano i 7,5, gli 8, le prestazioni sontuose, quelle dove non sbagli niente. Poi ci sono delle prestazioni normali e poi ci sono delle prestazioni insufficienti, perché capita anche al giocatore forte. Lukaku è scarso? No, Lukaku ha perso la forma, ha perso la fiducia, è comunque un giocatore forte, che però davanti alla porta può sbagliare anche a porta vuota. Così io analizzo il calcio. Poi dire che tutti sono scarsi del Bologna non mi convince. Allora, non parlo più, mi dovete dire i like, perché scorrono veloci i messaggi ed è colpa mia, perché sono troppo. 320. No, siamo in 500. Lo so che è difficile perché i tifosi delle altre squadre. Vabbè, arriviamo a 400. Abbiamo giocato malissimo, un'umiliazione. Zielinski chissà, schifo. Cravara il migliore. Schifo. Io come faccio poi a cambiarvi il linguaggio se siete anche stati abituati a vedere il calcio in un certo modo? Difficile. Ciao Fluido, credo che siamo entrati in una prosopopea che non ci appartiene, ma forza Napoli. Sempre un abbraccio da Giulio. Che intendi, Giulio? Spiegati meglio. Il casatiello della settimana prima di Pasqua e tutto può essere. La pausa ti porta evidentemente a mangiare male. Mi aspettavo un cambiamento del secondo tempo, non altri 2 gol. Sì, te lo potevi aspettare. Può essere una salvezza per Pesso prima della Champions, magari si può capire dove aver sbagliato e non sbagliare più, dato che col Milan dobbiamo giocare altre 2 volte. Io lo spero, Pablox, però non è che tu sbagli di proposito, non è che tu dici ecco, Brahim Diaz si ferma col pallone, Lobotka e Mario Rui vanno a vuoto, abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, non lo facciamo più. Non funziona così il calcio. Brahim Diaz può fare un altro tipo di finta, quell'altro scatta in profondità, tu ti aspetti la finta di Brahim Diaz così, stai là attento per non sbagliare quello e ti fanno in un altro modo. Non è così che funziona. Oppure Magnani invece di prenderla in faccia va per pararsi e così, e tu segni e non hai sbagliato a tirare, la dovevi tirare più così. Non è così che si ragiona il calcio. La speranza è che tu magari puoi studiare delle soluzioni alternative, puoi pensare che con Osimhen hai un altro tipo di fisicità davanti. Io non sono insoddisfatto di Simeone ha fatto quello che ha potuto. I tiri al volo possono entrare o non possono entrare. Magari è chiaro che Osimhen ti dà più apprensione alla linea difensiva perché la sua fisicità dirompente può andare anche 1 contro 3 e crea il panico come lo creano i giocatori di un certo livello come un Ibrahimovic, come Lukaku dell'epoca, ti crea quel panico così. Magari Simeone è un pochino più considerato normale dai difensori che lo marcano, però guarda all'andata senza Osimhen, Simeone te la sblocca con un gol straordinario e vinci a San Siro con Simeone. Quindi il senno di poi è sempre un po' complicato. Sono del parere che questa squadra soffre molto la sosta. Se ricordate anche il post mondiale contro l'Italia subimmo tantissimo, questa squadra ha bisogno di giocare con continuità e ritmo. E questo discorso della sosta credo sia valido. La cosa che mi fa veramente rabbia è vedere prenderci a calci a casa nostra. Non esiste, non lo accetto, dobbiamo essere noi ad avere la grinta, la cazzimma.
da qui fino alla fine. Pensate per un attimo, il San Siro pieno che spinge un Milan in Champions è saltato da questo. Sì, e non posso fare a meno di pensarci, caro Francesco, perché se tu poi hai anche la spinta dei tuoi tifosi, si moltiplicano le forze, fai una corsa in più, dai anche quello che non hai, se hai un po' di stanchezza, la spinta del pubblico che ti esalta ti fa dare qualcosa in più. L'esempio che noi della community, nessuno di noi ha giocato ad alti livelli, noi abbiamo giocato le partitelle con gli amici a 5, a 8 o anche a 11, e se ti veniva a trovare l'amichetta di classe davi qualcosa in più, no? E immaginate questo, immaginate uno stadio di 50.000 persone che ti incita e ti fa, secondo me un po' di spinta te la dà. Sicuramente il San Siro sarà esaltatissimo da questa cosa e non ci farà bene, però noi siamo stati anche bravi in altre partite dove lo stadio, pensate al Francoforte dove c'era tutta la spinta della cosa, noi abbiamo fatto il Napoli senza problemi. Enrico Giannone, scusate, in un clima di tristezza io festeggio 14 mesi di abbonamento. Enrico, io non so come commentare la fedeltà e il supporto e la gioia che mi dà anche in questi momenti, perché poi vedi 14 mesi di abbonamento, si torna indietro in periodi meno lucenti di questo, meno brillanti di questo qua. Noi adesso lo 0-4 fa male, però guardiamocela la classifica e non possiamo poi andare in depressione perché stiamo troppo avanti. La città dipinta d'azzurro è bella, io le ho fatte anche io le magliette col 3, non la indosso perché mi sento male, se non l'ho finito di guadagnare non mi viene di mettere il numero 3 da nessuna parte. Però uno si prepara, è chiaro che si prepara, non è che poi arrivi all'ultima giornata, ma mettere tutte le striscione con Debra Neamede, no, ci si prepara, è così. È chiaro che fa male, adesso c'è un po' di paura, però noi in 14 mesi ne abbiamo viste di cose e quindi io ti ringrazio tantissimo. Allora, fatemi beccare di nuovo Valeria, dico un'assurdità. Sentiamola. L'atteggiamento quasi di svogliatezza della squadra a volerli trattare non potrebbe essere letta come appoggio dei giocatori alla protesta degli ultra. Non lo so se è un'assurdità. Io so, di per certo ti posso dire che i giocatori social li leggono, stanno sui social tutto il tempo e vedono e sanno. Non so quanto vanno in profondità. Dico che giocatore per giocatore poi hanno una sensibilità diversa. Io so che Juan Jesus è legato all'ambiente, capisce di più, ha più sensibilità, però da qui a legarsi con la non spinta del pubblico e appoggiare la protesta degli ultra giocando svogliati, qua ci si fa un autogol e un harakiri senza precedenti. Tu giocatore devi dimostrare, poi ricordiamoci, Spalletti l'ha spiegato molto bene, sono i giocatori, lo dice anche Mancini, sono i giocatori che poi con le loro prestazioni devono portare il pubblico ad esaltarsi e il pubblico poi ti ridà quello che i giocatori danno loro in campo. Tu non è che puoi puntare tutto sul tifoso, perché il tifoso ha dei limiti, può urlare, può fare grandi cose. Ci sono squadre che con tifi alla grande che tamburellano per tutta la partita, sono tutti festeggianti e partecipativi e perdono il partito stesso. Quindi poi tu devi essere tu a ricreare questa cosa, ma non credo, anzi il giocatore dovrebbe dire nonostante, e poi si esalta tra loro, nonostante non c'è stata la spinta del pubblico, guarda come sono forte che arriva il Milan e silenziamo i tifosi ospiti, che poi non fa piacere al giocatore napoletano sentire i tifosi del Milan. Questo non penso che possa fare piacere. Allora, ci hanno restituito lo 0-4 a San Siro del 2015 torniamo a mano a Francischiel, non va bene. Vabbè, guardiamo avanti, visto che Bologna è il giocatore migliore, facciamo come prendere. Sì, là non va bene, là si esagera.
paradossalmente, pensandoci un attimo, l'Inter ha vinto con Napoli, sta spesetta Mazzetta, e abbiamo visto quello che sta la Lazio uguale, vediamo il Milan. La Lazio però intanto sta resistendo, là. Comunque stanno facendo un campionato di alto livello rispetto all'anno scorso, molto meglio. Vediamo il Milan. Sicuramente questa è una verità, Fabio, questa che noi abbiamo analizzato, che quando poi danno tutto e spendono tutte le energie per strappare un punto o 3 punti al Napoli, molto spesso hanno poi pagato dopo. Può essere un caso, può essere che la stagione va così, può essere che non sono attrezzati, può essere che sono squadre che non sono abituate a lottare punto a punto per entrare in Champions e quindi hanno un po' più di difficoltà, hanno perso delle certezze, sicuramente. Vediamo il Milan. Ora il Milan ci interessa poco a livello di lotta a scudetto, c'è veramente l'unica squadra, perché non la considero la Lazio comunque, a meno 16 non la considero. L'unica squadra che ci può impensierire, visto che la dobbiamo incontrare, è la Juventus in questo momento, sempre che riabbia quei punti, sempre che non ne abbia altri di penalizzazione più in là. Quindi è l'unica squadra che veramente ci può impensierire. Se il Milan spende la mazzetta e poi viene meno in Champions, allora lì ridiamo noi. Però purtroppo vedi, come è capitato altre volte, e io sono stato contento di poter dire non commento, voi mi dite che è una sconfitta indolore, non commento, aspetto la prossima. E quando aspetto la prossima è andata bene, io ho detto bene, quest'anno non siamo fragili mentalmente, siamo forti mentalmente, che quando poi l'inciampo è umano e allora poi ti rimetti in carreggiata, sai qual è la tua forza e non c'è problema. E non c'è problema. E la crescita di tutto l'ambiente passa anche da questi momenti qua, perché puoi pensare che le devi battere tutte. Avremmo pensato, le abbiamo battute adesso, è possibile che le battiamo altre 2 volte, volendola vedere in positivo. Possiamo sperare di cambiare invertire l'inerzia di questa sfida che si deve ripetere altre 2 volte. Certo, avrei preferito non andarci con una sconfitta così pesante. La sconfitta ci può stare, la puoi invertire. È pesante quello che poi sarà l'atteggiamento, perché loro sono ringalluzziti, Giroud che fa così, loro si sentono così e hanno dei giocatori che hanno un po' più di esperienza in generale. L'esperienza a volte si paga con la stanchezza, questa volta loro non mi sono sembrati altro che stanchi, anzi mi sono sembrati sul pezzo. Buonasera Extreme, a dire la verità ho avuto l'impressione che la squadra era a corso di stimoli per i 20 punti di vantaggio, cosa ne pensi? Spero proprio di no Extreme, spero proprio di no, che non sia una questione di stimoli per i 20 punti di vantaggio, perché il Napoli ne deve considerare sempre 15, che in questo momento sono 12. Noi in tutte le classifiche dobbiamo sempre considerare, perché non si sa, e i giocatori sono bene al corrente di questa cosa qui, che non le puoi escludere, a meno che loro non sanno già, ma non credo che possano sapere già come vada a finire la storia con la Juventus. Non si può rischiare di entrare poi in una tragedia sportiva, di arrivare punto a punto, dobbiamo avere questo grande margine, il Napoli vince se stravince, quindi e Spalletti con le sue formazioni, con i modi in cui parla con i tifosi, parla con i giornalisti, ma emotivamente, ma quanto sono importanti. Spalletti ci sta cercando di far capire che è importante mettere i punti in cascina e vincere il prima possibile. Quindi non credo, poi li sentiamo, Zielinski dice non è finita niente, Kim dice sono concentrato sul Napoli, non credo, non voglio crederlo. Il profeta, grandissimo esperto di fantacalcio, che vi consiglio sempre di ascoltare da esterno, perché lui si occupa di tutte le squadre. Se Spalletti saprà toccare le corde giuste, questa sconfitta può essere un'arma vincente in vista della Champions. Un saluto e quest'estate ti riaspetto ospite. Assolutamente profeta, e mi farà piacere anche invitarti. Faremo quando saranno le giornate un pochino meno tese, che queste sono tese le giornate, faremo poi degli approfondimenti dove parleremo un po' di tutte le squadre, quello che è andato, quello che non è andato, questa stagione se va come deve andare, e deve andare come deve andare, va analizzata per filo e per segno, perché poi bisogna capire se si può replicare, se si può aprire un ciclo oppure no. È difficile, però io ti ringrazio ed è importante, vedi, un parere da esterno è sempre importante.
E ti ringrazio. Mi spiegate come mai sono entrate bandiere e tamburi nel settore ospiti? Perché loro sì e noi no? Giuseppe, è qua che io voglio l'approfondimento. È qua che io voglio l'approfondimento. Perché se una regola d'uso dello stadio è un conto, al San Paolo Maradona non entrano i tamburi, è pericoloso, per come è strutturato lo stadio non si possono entrare, le bandiere non si possono entrare. Se invece è una punizione solamente per i tifosi, perché in conseguenza di quello che è successo in tangenziale, allora mi dovete spiegare se negli altri settori si può fare oppure no, perché certo non erano i tifosi dei distinti che si sono andati a prendere le mazzate. Ma come fai tu poi a stabilire che quelli della curva, quale curva e quale dei gruppi che poi si sono presi così? La tecnologia, le telecamere dappertutto, li prendi, quelli che alcuni sono stati poi da spati presi così in galera devono andare, non è la bandiera il problema, non può essere il tamburo il problema. Allora io voglio sapere nello specifico cosa si può fare e cosa non si può fare e perché. È una domanda legittima, caro Giuseppe, è legittima. Quindi prima di liquidare il discorso io dovrei andare in mezzo agli ultra e chiedere: avete provato a entrare con la bandiera e vi hanno bloccato? Qual è la motivazione legale? Dice no, non si può fare, abbiamo la cosa del prefetto che ha detto che non si può entrare. Ok, com'è che gli stessi steward non hanno la cosa del prefetto per fermare quelli del Milan? Me lo dovete spiegare bene, perché se non me lo spiegate bene io non capisco e non posso avere un'opinione. Veramente. E se qualcuno mi vuole mettere in contatto con qualcuno, con qualche ultra che vuole parlarne in privato e facciamo una registrazione, un'intervista privata, che poi sono disponibilissimo. Voglio capire per prendere poi una posizione, perché non esiste. Perché non esiste proprio che poi in un'annata così dobbiamo vedere queste cose surreali. È veramente assurdo. Allora, ho notato uno Spalletti apparentemente meno nervoso e sconsolato del solito durante la partita, anzi anche applaudito, paradossale ma giusto, inutile infierire. Perché in tribune i distinti non hanno cantato? E questo è un altro tema, perché poi bisogna aspettare per forza gli ultra che cantano? Non può cantare il resto dello stadio e lo sappiamo come funziona. Il resto dello stadio tende a guardarsi la partita e reagisce alla partita. Non partono spontanei i cori, serve un'autorità, serve una gestione, serve uno che quasi manageriale, uno che infatti i capi ultra stanno di spalle. I capi ultra stanno di spalle non per protesta, ma perché devono organizzare, devono far ripartire i cori. E loro della partita quasi non se ne fregano niente. E se partiamo da un discorso di a me, al di là del risultato, io sono qui per incitare, il mio lavoro è quello di luccare per tutta la partita e far sentire uno stadio bello che ruggisce, benissimo, questi sono gli ultra che ci piacciono e si trascinano tutto il resto dello stadio. Senza i tamburi non potete urlare? Altro discorso che si fa, e no, perché serve il ritmo così, senza i megafoni è difficile urlare e senza bandiere non viene l'atmosfera e il resto dello stadio si guarda la partita e reagisce alla partita. Vi renderete conto che così non se ne esce più. Allora servono gli ultra, ma che servono degli ultra mentalizzati, non che si girano per protesta, ma che si girano per organizzare le cose. Allora fare degli spalti solo per loro, stanno in piedi e non ostruiscono la visuale a quello che invece vuole stare in curva nella sua atmosfera, però vuole guardarsi la partita seduto. Non si può fare, non si può fare. Vi rendete conto di come è delicata? Di come non va liquidata in 4-4-8? Le curve cantano, gli altri fanno la reaction, i cori li fanno partire, io strassi di spalle, esatto. Chi dice che a Napoli abbiamo esultato per il sorteggio è banalmente un imbecille. Abbiamo esultato come loro per aver beccato una squadra del nostro livello ai quarti di Champions e quando ricapita. È chiaro, Fabio, tu devi esultare. Anche io ero emozionato per non aver preso il Manchester, per non aver preso il Bayern, il Real, anche il Chelsea io volevo evitare. Stare da quel lato della Champions mi ha dato l'impressione di ce la possiamo giocare. Sono partite secche contro squadre che abbiamo dimostrato di lasciare alle spalle
sul lungo. Poi è chiaro che la partita secca tu puoi uscire, Manchester City-Lione si esce con la squadra anche più scarsa, può capitare, però hai più possibilità con una squadra che ha dimostrato delle defezioni quest'anno, come il Milan, come l'Inter. Il Benfica ne ha dimostrate di meno di defezioni, anche se nessuno lo considera il Benfica, perché il Benfica sta facendo un campionato come il Napoli. Allora, Benfica sarebbe stata una partita bella, spettacolare, tra due squadre che si divertono, che non sono speculative, che non aspettano. Diego, non vinciamo mai. Possibile che una volta che siamo vicini non troviamo di meglio da fare che polemiche interne? Tifo non all'altezza della squadra. Lo capisco la tua amarezza, è amareggiante, è un amaretto di Saronno famosi. Hai ragione, Diego. Gran parte di quelli che poi famosi A16 eccetera eccetera, i contestatori seriali, alcuni potevano essere preoccupati perché se ne stavano vendendo troppi di giocatori e non si era completato ancora il mercato finale. Quando si è completato il mercato, penso che quelli un pochino più attenti dice però aspetta, facciamo l'analisi. Oliveira rispetto a Thuram sei migliorato, perché Thuram non ti garantiva prestazioni. Se prendi Simeone rispetto a Petagna sei migliorato. Kim è tutto da vedere, e abbiamo visto che siamo andati bene con Kim a posto di Koulibaly e Kvara a posto di Insigne, e siamo andati bene con Kvara a posto di Insigne. Il resto, Mertens era considerato una riserva, quindi prendi Raspadori che è un'altra riserva, bene o male cambia solamente la leadership nella gol, e abbiamo visto che forse ne fa anche a meno. Spalletti volentieri ne fa meno di una leadership in panchina, e quindi è meglio da gestire per lui. E gli altri che sono andati, Fabian, Ndombele, però abbiamo visto che gli altri stavano per performare. Ti sei reso conto nel complessivo che la squadra sta andando meglio, quindi quelli che erano preoccupati sono diventati silenti, o semplicemente quelli i seriali, quelli là che proprio alluccano, anche se la squadra va bene. Non è sì, c'è Mario Rui che fa 3 assist in una partita sola, Mario Rui, meglio Oliveira, quelli non li schiocco. Gli altri, quelli là un po' più così, sono diventati silenti, altri invece hanno esultato perché il bene del Napoli è la cosa che interessa di più, al di là delle contestazioni. Altri non li schiodi perché è più importante andare contro che invece godersi la cosa. Ci sta il tifoso che è tifoso di se stesso, questo è il problema, perché io poi quando vedo quelle grandissime atmosfere fuori a Piazzale Tecchio con tutto azzurro, le bandiere, la gente che grida, quelli sono i tifosi di loro stessi, perché non lo stai facendo per la squadra, lo stai facendo per te stesso, per mettere un bel video su Instagram, è come siamo belli, è come siamo forti, e poi quando andiamo sullo stadio che devo protestare. Quelli secondo me sono tifosi di loro stessi, e alcuni dei tifosi di loro stessi preferiscono quando il Napoli va male. Sono tifosi masochisti che preferiscono quando il Napoli va male, così possono dire hai visto questo e questo. Io sono sempre quello là che il tifoso evist non mi è mai piaciuto. Il tifoso tutto a poster nemmeno mi è mai piaciuto. Quello là che siamo persi ma siamo i più forti, non ci ferma nessuno. No, analizziamo le sconfitte, perché abbiamo perso. Si può fare meglio e si può migliorare nel marketing, e si può migliorare nei collaboratori, e si può migliorare. Io preferisco il si può migliorare nei tutto a poster, quelli là proprio che fino alla morte non voglio sapere niente, arriviamo settimi, tutto bene, è una visione, è un'idea geniale arrivare settimi, non lo accetto, e non accetto nemmeno quelli là che stiamo a 500 punti di vantaggio e dice non ce la faccio. Valentino 04, mi tocca andare a lavorare, pure a lavorare con proprio una mentalità, no pure, maronna mi, se volete dar fiducia fuori
Ma no, Valenti, mi dispiace e ti ridò i $5. Male. E allora vuol dire che è proprio la giornata storta. È la classica giornata storta. Mi dispiace tanti. Grazie, però mi dispiace assai. Capita la giornata storta. Troppi occasionali in giro. Lo stadio è un mortorio, i tifosi avversari vengono a fare i padroni a Maradona. Oggi i nostri lasciano lo stadio. Vedi, questa è una cosa che ho segnalato in reaction. E questo per me è grave. Non ammetto. Io ricordo, allora, vedi perché io devo fare le live? Perché voi mi isticate, diceva Totò. Mi ha isticato. Mi ispirate invece, mi ricordate delle cose. Io mi ricordo, ed ero a casa di Criceto, e a casa di Criceto proprio a faccia sulla curva. Ricordo Napoli-Milan, Denis Cigarini, ve la ricorderete tutti perché è una di quelle cose che fanno cadere lo stadio, 2-2 il finale, il Napoli stava perdendo 0-2 e ricordo gente che se n'era uscita dallo stadio. Perché? Perché al gol poi di Cigarini ci affacciamo per vedere l'esultanza e vedevamo gente che rientrava e che rientri che è finita. Poi al gol di Dennis non si è capito più niente. Male uscire, no, perché poi succedono le cose e te le sei perse non te lo meriti. Buonasera Ottavio. Se dovessi mettere in ordine di importanza cosa ha causato la sconfitta, in ordine di importanza, è una bella domanda, perché poi non trovo mai una ragione che poi è solo una, ce ne sono sempre tante. In primis io credo che Leao era in grandissima forma. Quando trovi Leao in vena è difficile da fermare, e lo stesso dicasi per Diaz, che sono due giocatori che ogni tanto si prendono delle pause e sono poco performanti. Il Milan è tornato a 4-2-3-1 che è un pochino più nelle sue corde. Il cambiamento a 3 non è che ha portato questi grandi benefici, quindi la prima cosa che devo fare secondo me è dare credito al Milan, che ha giocato bene, ha iniziato bene, non ha sprecato le occasioni che ha avuto, ci ha messo sotto e sono andati subito in vantaggio. Dopodiché che cosa c'è? C'è che il Napoli non era molto performante, non ha fatto girare bene il pallone in una velocità clamorosa da farli andare fuori giri? Sì, quindi la sosta secondo me è una di quelle soste che non fa bene a una squadra che è rodata, che ha ritmo. Quando vai nelle squadre di nazionali il ritmo cambia, ti devi in qualche modo riabituare, quindi aggiungiamoci un po' di stanchezza generale, che i giocatori che stanno arrivando alle 40 partite stagionali ognuno di loro diventano pesanti. Ci aggiungo anche lo stadio surreale, che secondo me non fa bene, non ti aiuta a ribaltare una situazione. Magari se tu andavi in vantaggio lo stadio surreale non influiva, però dato che sei andato sotto, ecco, sentire un San Paolo che ti rimbomba sotto, che magari ti dà più forza, ecco, ti poteva dare un qualcosa di più. La mancanza di Osimhen anche se il Napoli ne ha vinte 7/7, però Osimhen è meglio averlo che non averlo. È meglio sfiancarla la difesa con Osimhen e poi magari entra Giolito e ti fa il gol decisivo. Meglio averlo che non averlo. Quindi sono tante, Ottavio, e le analizzeremo tutte e molte me le dite voi e io poi le metto tutte insieme. Il Napoli sta distruggendo un campionato e i tifosi offendono il presidente, tifosi che litigano e non sostengono la squadra. Ma amiamo la nostra squadra, sì o no? Guido, la amiamo la nostra squadra, sì o no? Certa gente ama più se stessa e la sua vanità che la nostra squadra. Ma lo sapevo che era proprio quella la chiave. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio e tantissimi passanti immagino questa sera. Sì, siamo in tanti. Ti confesso che temo un po' il mio viaggio di domani,
non perché devo raccontarvi i fatti miei che sono poco interessanti per me, figurati per gli altri, perché immagino il buon Fabio, il nostro addetto stampa, mi tempesterà di tutte le cose che saranno dette. Sono sempre stato liberale, penso fin da quando ero un bambino piccolo, cioè tranne che una persona non insulti o diffami, ha il diritto di dire anche sciocchezze. Poi nel calcio c'è gente anche pagata molto bene per dire quello che vuole, quindi ci sta che uno possa dire che la partita decisiva sia stata quella con la Sampdoria. Io continuo a pensare che la lotta alla retrocessione era per 4 squadre, ormai è per 3 squadre da troppe partite. Aspetteremo fino alla fine del campionato, no? Che la Cremonese ha meno punti di quanto che merita, ma il Verona è fortissimo. Questo per dirvi che se Valerio, non penso abbia tutto questo tempo, recupera una frase che ho detto qualche settimana fa, è brutto citarsi, io ho detto, io chiedo a questa squadra una sola cosa, di chiudere il campionato in maniera decorosa. Ti ricorderai che ho detto questa frase? Sì, di onorare il campionato fino alla fine. Non perché questa cosa non piacerà a nessuno, ti prenderai molti dislike. Questa è una sconfitta che rimane negli almanacchi. È vero che c'è chi dice che deve fare politica attraverso il suo sito, continua a insultare Gattuso, eccetera, eccetera. Però gli almanacchi poi diventano memoria storica, come anche i video. E quando a Napoli vinse lo scudetto, andò a vincere a Torino, vinse 2 partite con la Juve, no? Quindi gli tolse dal petto lo scudetto, come quando ha vinto il secondo scudetto. Beh, dobbiamo dire che oggi era anche giusto simbolicamente vincere una partita che aveva 3 ragioni per essere vinta. La prima, chiaramente per il campionato, e ha anche un valore simbolico. La seconda, perché il Napoli è giusto che sia un arbitro serio e imparziale e anche molto stratega della corsa Champions, cioè si può scegliere l'avversario più debole da fare andare in Champions e indebolire quello più forte. La terza ragione, perché immagino domani Fabio mi tempesterà, no, questa non è una sconfitta, tutto il minimo fa bene, adesso con questa sconfitta affronteremo con più garra il Milan, prima si rischiava, già me ne immagino, non le sento ma già me ne immagino, me le manderà, si rischiava di affrontare con troppa superficialità le stesse persone che hanno esultato per il sorteggio del Milan, che io dissi non voglio incontrare in tempi no, questa è una sconfitta che rimane negli almanacchi, che macchia in maniera indelebile questo campionato, a prescindere che il Napoli lo vinca o meno, un campionato che è sempre più amaro. Mi spiace per le giovani generazioni, perché abbiamo un presidente divisivo che si deve prendere sempre la scena anche quando ogni tanto aspetterebbe agli altri, perché abbiamo un tifo sclerotico, perché il codice degli ultra, quando ero troppo piccolo forse non lo capivo, però è cambiato sempre di più. Io non, probabilmente per miei limiti intellettuali, umani, di tutto quello che vuole, non riesco a capirlo, per contraddizioni della stessa organizzazione quest'ora, perché noi stiamo vedendo delle scene che manco un film di Terry Gilliam, no? Tamburi, cose, petardi, gente che rischia di perdere un braccio, che non è nessuna squalifica, e poi non puoi portare manco la bandiera, cioè, non c'è la stessa gioia, Valerio, ma non è l'amarezza per la sconfitta. Io c'ero quelle partite del primo scudetto proprio al San Paolo e ricordo la festa prima, durante e dopo. La grande lezione di gioia di colori viene dai quartieri popolari, con tutte queste manifestazioni di colori, forse un pochino prematuro. E la terza ragione per cui si doveva vincere, perché io avevo detto spero che Napoli faccia almeno un pareggio con chiunque, no? Nelle 2 sfide di Champions, a prescindere dal blasone, l'esperienza, il potere politico, Maldini, queste sono sconfitte che minano tantissime certezze. Noi con l'Inter e col Milan non siamo riusciti a segnare, credo che tranne la Sampdoria hanno segnato tutti, anche i ragazzini di Stabia con l'Inter. Il Milan ha 36 gol al passivo, perde 0-4 in casa, credo che sia la peggiore sconfitta dell'era De Laurentiis in casa al San Paolo. Questa è una sconfitta storica, innanzitutto, cioè che mina proprio il campionato, non la legittimità di una possibile, attenzione, vittoria dello scudetto,
attenzione, non è che voglio che le parole siano intese bene, ma che lo macchia. E non è giusto, era la richiesta. Che cosa succederà? Io, sapete, non sono quello che butta fumo, fango o adesso pessimismo. Voglio vedere nelle prossime partite lo stato di forma dei giocatori, perché noi giochiamo sempre con gli stessi giocatori. In settimana è brutto autoscicarsi. Valerio lo può confermare per onestà, che ho detto: Valerio, questa partita è pessima per noi perché si spezza il ritmo e avvantaggerà in generale mi hai detto, no? Che non era proprio il caso. per noi, ha detto sì, sarà Sì. proprio, per gli altri no, per noi quando siamo usciti dalla Coppa Italia ha detto siete tutti contenti, tutti così, ha detto adesso scordatevi questi giocatori, ovvero sì, Osimhen adesso è infortunato, però noi stiamo facendo veramente sempre gli stessi giocatori e non puoi pretendere che quando fai 4 minuti, poi quei 4 minuti segni. Vediamo nelle prossime 2 partite Lecce e Verona innanzitutto come gioca la squadra, perché parlando della partita di oggi mi chiudo. Il Napoli è stato lungo, largo, confuso, pasticcione, con un centrocampo del Milan ordinato, ma il Milan non ha fatto una partita di pressing esasperato come Lazio, l'Atalanta che pure ne ha prese, è stato ordinato, ha avuto anche tanto spazio tra le linee, già nel primo tempo. Ragazzi, il Napoli oggi ne poteva prendere 7, perché Giroud si è mangiato un paio di gol, perché già dai primi minuti il Milan ha iniziato bene, poi il Napoli ha avuto 3 minuti di buon gioco, poi il Milan insomma è andato bene e dobbiamo dire che prima del terzo gol abbiamo avuto 3-4 minuti dove sembravamo avere quantomeno ripreso un pochino a pressare. Per Napoli è stato veramente deficitario da un punto di vista dell'organizzazione del gioco, da un punto di vista della qualità, da un punto di vista della concentrazione. Non puoi prendere un gol manco da calcetto come quello del 4-0. Quello mi preoccupa molto, se lo rivedo. Sì, benvenuta Franca Bat. No, sì, sono usciti finalmente gli XG dal sito da cui li prendo sempre, e, insomma 1,18 il Napoli, 2,65 il Milan. Sì, perché tante occasioni. Il quarto gol del Milan è un gol che mi preoccupa molto, perché potremmo avere anche Kim, che è molto Kim ha fatto i mondiali, sta giocando sempre in nazionale. Questa partita era proprio stanco, distrutto. Abbiamo insomma chi lo può sostituire. Dobbiamo vedere le prossime 2 partite. Chiaramente ci si augura che il Napoli passi in Champions. Per quanto mi riguarda la finale potrebbe essere Manchester o Bayern Monaco, lì è veramente difficile. E Benfica, tutti continuano a snobbare Benfica, non so per quale ragione tecnica, tattica, mi interessa poco. Sono molto contento del percorso Champions che ha fatto il Napoli, perché comunque ha fatto un passo in avanti, spero almeno, lo ripeto, in quel pareggio che è un punto di coefficienti rank in più. Adesso concentriamoci su questo campionato. La brutta figura l'abbiamo fatta, basta brutte figure. Quando parli di macchia indelebile nell'anno del terzo set mi sembra esagerato. No. Capisco, 4-0 in casa, ragazzi. 4-0 in casa è assai. Questa è una cosa che a me piaceva del Napoli, ragazzi, che anche quando perdeva non sbrodolava. Bisogna essere onesti, cioè, così come noi possiamo aver sfottuto il 5-1 alla Juventus. Non è che poi, perché la narrazione, non voglio nominare i miei colleghi, ragazzi, è 0-4 in casa, con una squadra che ha preso 36 gol in campionato, il Milan. Quando le generazioni future girano l'almanacco è 0-4, cioè poi nelle statistiche di quanti punti in complessivo una squadra però fa. ti spiego perché non capiscono questo tuo discorso, perché l'almanacco, che è un modo di vedere il calcio tradizionale, le partite singole vengono dimenticate. Adesso ci ricorderemo solamente la cosa finale, perché quando mi si dice questo è un Napoli di gattusiana memoria, se le sono dimenticate tutte le partite che il Napoli ha vinto e bene, che portò poi a quella cavalcata che portò al Napoli-Verona. Per questo poi le partite singole vengono dimenticate. Io la macchia, io la vedo e diventa delebile, cioè io la cancello se la macchia me la tolgono in Champions. Sei d'accordo su questo? Cioè che la macchia diventa accettabile se poi li battiamo in Champions? Assolutamente sì.
Assolutamente sì, perché è chiaro Che là che non voglia di fare così col dito sullo scudetto. resta nell'almanacco per le generazioni future, ma ricancella, diciamo, da che adesso è stata macchiata, ripulisce questa macchia per il campionato, perché dice Napoli, se dovesse vincere il campionato, vince il campionato, e comunque poi ha riequilibrato la squadra. Adesso dobbiamo capire, con Lecce, Napoli di oggi è stato un Napoli disastroso, ripeto, confuso, lungo, largo, perché i gol che ha preso il Napoli, questo ci deve preoccupare, non sono gol bellissimi. Se tu prendi un gol come quello che prese con Lecce, che lo fa una volta ogni 50 campionati, sono stati gol facili, concessi facilmente, quindi quando mai la nostra squadra ha concesso con tanta facilità il gol che si è mangiato per 2 fili d'erba, Giroud, che non era fuori gioco, quindi poi il VAR gliel'avrebbe confermato, è un'azione, troppe azioni con una tale facilità, troppo spesso il centrocampo era lunghissimo e quindi non dovevi manco fare un'azione difficile e raffinata col giocatore che prende posizione tra le linee, no? Erano tra le linee, ma linee di autostrade enormi. Però capisco che può sembrare un'affermazione severa, però vediamo da quest'altro punto di vista. Vi siete lamentati tutti, totalmente ragione, del trattamento mediatico di tutta la stagione del Napoli, che è tornato sulla prima pagina dopo la sconfitta, il giorno dopo la sconfitta con la Lazio. Vogliamo andare a comprare i giornali domani saranno giustamente trionfa e intanto diciamo nero su bianco come i siti, come vedete il campionato è falsato, la Juve avrebbe fatto, soprattutto con i campioni d'Italia eri chiamato a vincere perché aveva un valore, non solo 3 punti che valgono sempre uguali con qualunque squadra, un valore simbolico enorme, e comunque eliminavano da un punto di vista psicologico l'avversario. Lo devi indebolire psicologicamente, economicamente, se aumenti il fatturato. 4-0 in casa tua, dopo che hai vinto 2-1 una partita punto a punto da loro, non penso che tu prendi gol ai primi minuti a San Siro, non sia mai, no? Cominci a giocare una partita con dei dubbi, non dovevi, 4-0 ragazzi, troppo brutto, e tra l'altro è un 4-0 stretto. Mario ti chiede, mi dica che non sono tornati fragili mentalmente. No, l'ho detto, questo io non sono né pessimista né disfattista né allarmismo, perché voglio vedere tante cose, almeno sono poche 2 partite, le prossime partite. Chiaramente io ero preoccupatissimo dopo questa sosta, perché è una sosta anche per i viaggi, per la cosa. L'unica volta che chiamano Simeone, non che abbia colpa il ragazzo, è vero, che cacchio, lo chiamano per fare il viaggio e doveva stare bello tranquillo. Raspadori che doveva tornare 2 partite, sì, e poi in realtà è tornato dopo tantissime partite perse, quindi il fatto che non abbiamo Simeone non è perché Simeone non offre garanzie, è che comunque Raspadori era tornato dopo un lunghissimo periodo di stop, e che comunque tu non sei, diciamo, facilitato da possibili rotazioni o cambi di modulo oppure cambi di posizione, perché dici quello tengo e quello mi devo tenere fino alla fine della partita, no? Quindi sei anche e facilita l'avversario, dice giocherà con questi uomini e in attacco ha poche soluzioni, di fatto solo Lozano. Quindi arriva anche l'infortunio di Osimhen nel momento peggiore, no? Guido, fammi fare un attimo di informazione spicciola, perché non è colpa di Mario, anche in Paramount Plus parlavano, ha scelto Mario Rui, Olivera non era convocato, lombalgia. Sì, quindi questa cosa è importante, perché poi le scelte, quelle sono 2 scelte che fa Spalletti: Olivera, Mario Rui, Politano, Lozano. Il resto è scritto, quindi almeno su questo, su Mario Rui non c'era scelta, è stato obbligato. Quindi in Champions sarebbe meglio Olivera per più fisicità, se recupero. Dobbiamo sempre capire l'entità, perché poi quelli sono fastidi, sono difficili da capire. Quindi proprio per informazione che Paramount Plus non sapeva. Scusa perché potrei essere, anzi sicuramente sono stato poco chiaro e quindi riavvolgiamo il nastro. Io non ho nessun appello o accusa da fare al presidente De Laurentiis, che tra l'altro per quanto riguarda una filosofia aziendale, non piacciono la battaglia su stadi a misura di famiglia, poi altre idee che è giustissimo, è che mi sembra che tutto quello che sta succedendo a Napoli sia molto contorto.
Questo tu vuoi uno stadio a misura di famiglia, benissimo, perché io voglio uno stadio di bambini, di nonni, di zii, di nonni, fidanzati, ma va benissimo. Però questo non significa che c'è una disparità di trattamento che non riusciamo a capire e che non ci viene spiegato, perché le trasmissioni tutti scimmiottano il Capurtra di là come di là e non riusciamo a capire perché non si può passare da situazioni che sono presenti in tutti gli stadi e in molti stadi in maniera veramente pesante, che lo sappiamo spaccia, a situazioni dove tu giochi fuori casa al San Paolo. Cioè si passa da un accesso all'altro in un anno così delicato, quindi non è un'accusa a De Laurentiis, mi immagino, o agli ultra. Detto, qua c'è qualcosa che non sta funzionando da nessun punto di vista. Detto, spacciare droga allo stadio è un reato, ma spacciare droga è un reato sempre, no? Quindi noi abbiamo costruito delle zone quasi, diciamo, al di fuori della legge, ma questo è stato sbagliato alla fonte. Ma cantare al ritmo di tamburi, gioire la bandiera, cioè voi immaginate una festa scudetto con uno stadio spento, quando quella del primo scudetto basta vedere le immagini, lo stadio era un tripudio di bandiere, cioè non è che nessuno si fece male in realtà, no? Diciamo, non è, nessuno si fece male. Ragazzi, com'è possibile? Cioè, c'è qualcosa che di grosso che non sta funzionando. Quindi questo andava specificato bene. Tornando alla partita, dobbiamo vedere come giochi come il Lecce, non è solo il risultato, come giochi, come prestazione, come giochi come gamba. Dobbiamo fare il +2 con Lecce? Sì. Intanto il Napoli è -6. -6 rispetto all'andata, ovviamente, e con il Lecce abbiamo l'opportunità di arrivare a -4, quindi recuperare il punto con 3 punti e quindi fare un +2. Sì. Questo è il discorso, è quello che abbiamo affrontato sui tifosi. È incredibile, in una serata sono riusciti a non supportare la squadra, a menare gente qualunque. Questo è da approfondire, perché non sappiamo cosa è successo in curva, e precludersi ogni possibilità di ottenere quanto richiesto, perché se poi fai anche dei tafferugli all'interno della tua stessa curva, buonanotte. Però ripeto, tornando a quella mia, probabilmente è stata percepita così, come è giusto che sia percepita, severità, attenzione, non pessimismo, non Valerio, io e Barcellona, no? Non eravamo presenti allo stadio. Lo stadio si è svuotato molti minuti prima della partita e io questo lo reputo umiliante. Come è stato umiliante per altri stadi, e quest'anno è capitato anche a noi, no? Aver battuto 6-1 l'Amsterdam Arena, eccetera. Beh, oggi è capitato a noi e non è bello. Perché quando il Napoli perse lo scudetto col Milan 2-3 in casa, rimasero tutti e applaudirono gli avversari. Scudetto, è tornato a parlarci anche Bruno Giordano, i dubbi su quello scudetto da l'una e l'altra parte, operazione troppo complesso da spiegare, resteranno, probabilmente è uno di quei casi che non verrà mai del tutto chiarito, però un fatto storico, e tra l'altro Sacchi l'ha sempre ricordato nei suoi pensieri. Ha detto una delle pagine più belle come sportivo è che rimasero 88.000 e passa persone. Oggi lo stadio era semivuoto quando è finita la partita, quei pochi rimasti hanno applaudito ragazzi, e questo è un segno di grande intelligenza e sportività, perché non andavano fischiati o depressi, non è che è stata una partita svogliata, cioè, capiremo se eravamo finite le energie, se le pause della nazionale hanno rotto, no? Come rompi nel trotto, no? Allora io posso dire tutte le stupidaggini, anzi io le dico tutte le stupidaggini, forse non solo nel cinema, però lo stadio si è svuotato, che sia una macchia, quest'anno si è svuotato, mai lo stadio, no? Però voltiamo pagina, ecco, almeno nel canale di Valerio non diciamo questa è una sconfitta salutare, adesso siamo favoriti, perché prima eravamo favoriti, però adesso... mamma mia, ma quanto sono contorti i miei colleghi, no? Prima eravamo favoriti già
Però saremo favoriti, ma io già lo so leggere queste cose, perché si rischiava di essere troppo sicuri di noi, e invece adesso sappiamo che il Milan è forte, ma il Milan era forte già prima, solo tu sapevi. No, bisogna scordarsi questo tipo di atteggiamento e capire che le partite fanno storia a sé. Questa è l'unica, secondo me, verità inconfutabile. Che le partite fanno storia a sé, si comincia e si finisce al 95esimo, c'è l'arbitro diverso, c'è l'ambiente diverso, c'è il momento di forma diverso, c'è il giocatore che non ha dormito la sera prima perché il bambino ha pianto tutta la notte. Sono troppe le variabili, è impossibile pensare è successo questo. Arbitro pessimo, Valerio. No, diciamo allora, che... ma sia entra un interista, Piagnoni, il Milan ha strameritato di vincere, con un Napoli confuso, largo. Qua appunto leggi l'osservazione 98. Sì, perché poi parlando un po' di campo, un errore di Lobotka scusabile di Lobotka in interdizione a causa del primo gol, poi quello di Zielinski a centrocampo ha spezzato il buon momento del Napoli. Leao mai raddoppiato. No, è vero, non solo, ma a volte nei raddoppi, perché il gol che abbiamo preso è su un raddoppio dove loro comunque con facilità superano il raddoppio senza fare fallo. Ho detto, il Napoli oggi quando ho detto pasticcione, no, il termine giusto, quelle rare volte che ha raddoppiato l'ha fatto con una mollezza, una disorganizzazione che è stato più controproducente, che ha creato ancora più spazio per gli avversari. L'esempio è il raddoppio che fa Mario Rui su Giroud, su quel cross, e quindi poi libera Diaz che è alle spalle. Lì Mario Rui che raddoppia di testa Kim su Giroud è una follia per me. Sì, altra cosa, sul fatto che è pessimo e non ha inciso minimamente sul risultato, lo riscrivo sottolineando, però io mi sono messo a ridere, ho capito sarà una brutta partita per noi, per l'arbitro. Tu sei a 2,5 metri e fischi un mano a Simeone che già in diretta si vedeva che aveva preso col petto, il replay mamma mia. Allora io lì ho incominciato a avere dei dubbi, perché se tu lì hai visto mani non ci stai vedendo bene. Io assolutamente non penso che sia malafede o altre cose o teorie del complotto, però un arbitro che a 2,5 metri vede un mani che non c'è, chiarissimo, tra l'altro non impallato da avversari, non un'azione perché apriamo una parentesi, perché una cosa che non viene mai detta nelle trasmissioni, ragazzi, ogni cosa c'è una scala di valori, ed è il metodo di Juventus che ci hanno fatto la testa tanta, che è un metodo che non voglio manco dire com'è. Cioè ci può essere un errore che è difficilissimo comunque da valutare per la dinamica dell'azione, per la velocità, perché il fatto ci sono tanti giocatori che impallano, e ci sono cose dove tu sei a campo apertissimo, l'azione è anche media o lenta, hai tutta la visuale davanti, e cioè hai detto come fai a non vederlo? Quindi c'è errore. Poi c'è anche un errore dove tu sei veramente borderline del regolamento. Lì è, se l'ha presa con le mani volontario è fallo, o se l'ha presa col petto non è fallo. Non c'è nessuno davanti, non stai vabbè che c'è la regola orsato, quindi a volte quando si è troppo vicino. Troppo vicino, non si... Allora io ho incominciato, stavo vedendo con mio cognato una partita, e lui tifava tremendamente Napoli perché essendo interista, ha detto questo lo penalizza, e 1, e 2, 3, 4 e 5. Noi abbiamo preso una punizione stupida quando c'era un fallo ai limiti dell'area che devi sì, detto, però non è inciso minimamente. Il punto è che tu non devi mandare una partita così importante, un arbitraggio, non puoi avere un arbitraggio così scadente, sbilanciato, che non ha inciso minimamente, uno raro caso come nel calcio non ha inciso minimamente nel risultato, perché c'è stata troppa differenza oggi tra le due squadre. Quindi non ha inciso il risultato, ma questo non sta nel fatto che io da tifoso, spettatore, sportivo, giornalista devo accettare è la stessa cosa che vado al cinema, il film è così bruttarello e ho le sedie rotte, ma perché devo pagare lo stesso biglietto in un cinema dove ho una sedia comoda? Cioè io voglio la sedia, non voglio il tappeto rosso, cioè, ma almeno una sedia dove non ho il sedere a terra perché è sfondata, no? È la stessa cosa. Ha detto, sto pagando un biglietto, non è che sto chiedendo che vedo il film con Jennifer Lopez, però almeno la sedia comoda me la volete dare. Ecco, un arbitro all'altezza è giusto che ci sia, questo per chiarire. Sono d'accordissimo. Ringrazio Fabietto che ci ribadisce: si sono menati via dallo stadio a 67esimo il tifo. Si spiega bene. Quindi mi spiace, io che
non ho mai abbandonato neanche alle 6, là non ci fecero uscire, però per dire, un altro esempio incauto da parte mia, però per dire, manco lì, premesso e attenzione, qualunque tifoso, tra l'altro abbandonare lo stadio non è un atto volgare, di guerriglia o cose, cioè è un atto pacifico, tu puoi anche dire mi sono scocciato, voglio andare a casa prima, così non trovo il traffico, però poi non lo puoi sminuire, diventa umiliante, no? Sì. Come è giusto che sia. Cioè, no, però poi non dire Napoli siamo noi se te ne vai. Cioè, poi dipende da chi, hai capito, chi è stato a dire chi. Cioè, se quelli là gli stessi che dicono Napoli siamo noi e poi rimangono in silenzio quando poi c'è il tuo Napoli che deve affrontare una partita difficile, che ti porta, che è propedeutica per la Champions, è un peccato. Io ti racconto un fatto rapidissimo. Era una partita di pallacanestro femminile. Avevo visto le 4 partite prima della partita finale fuori casa e mi ricordo che andai a parlare con il capitano della squadra, non la nominerò e che avevano preso una batosta, facevamo una chiacchierata e gli dissi questo e questo perché e poi loro vinsero la quarta e la quinta. Ci rincontrammo, non fa un uomo solo, tra l'altro un ragazzo tu, però disse quanto sono stati importanti, mi hai detto una frase che poi l'ho riportata negli spogliatoi, cioè quanto è importante rimanere fino all'ultimo una partita per applaudire, anche se non sei soddisfatto né della prestazione né del risultato, però capisci che adesso è più importante quel gesto proprio per far sentire forti i tuoi beniamini piuttosto che andar via una resa, no? D'altronde quando le cose vanno bene per chiunque in qualunque settore, lavoro, in amore, nello sport, è facile, è quando vanno male che si vede la vera stoffa del campione, no? D'altronde le grandi coppie d'amore o di lavoro non è che non hanno incomprensioni, è quelle che subito al primo litigio si lasciano e che sono fragili mentalmente, quelle che addirittura fanno diventare quel litigio un modo per capirsi meglio, che resistono al corso degli anni. Quindi non è la sconfitta il problema, è come affronti le sconfitte nella vita, che può diventare debolezza o può diventare la base per la costruzione di un futuro migliore. I 5 minuti di collera. Do il benvenuto a Marco Mennella, che invito a scrivermi in privato su Telegram @ValerioFluto, così posso aggiungerti al gruppo dedicato agli abbonati. A Diego Maradona rispondo che sono le 6:30 del pomeriggio di sera in questo momento a New York, e Angela ti chiede il solito servito poco e male. Ora abbiamo la settimana tipo, mi sembra si gioca venerdì contro il Lecce. Secondo te ci rialzeremo? Sì, anche se potrebbe non essere una partita, attenzione, la puoi sbloccare subito, fare una partita come il Torino, però come hai visto, Guido, scusami, come hai visto Raspadori? Mi è sembrato entrato bene fisicamente, secondo te è completamente recuperato? Un bellissimo gesto, perché lui si è visto anche dal replay basso che veramente non l'ha visto, non ha visto il compagno, poi scusa in quell'occasione, sì. Non è, ma subito in maniera anche abbastanza, qualcuno potrebbe dire plateale, no? Io invece dico abbastanza chiara, in modo tale che non è manco ruffiana, e sono piccoli gesti importanti. Io ti dico, Valerio, pochi minuti, tra l'altro dove tu veramente sei in grosse difficoltà e quindi puoi fare ben poco. Oggi i subentrati non li puoi accusare di nulla, anzi possiamo dire che Ndombele ha fatto anche un numero interessante. Pure su anche io dirò che secondo me mi è piaciuto di più al centro che da mezz'ala. Pensa un po'. Però oggi non è una questione di singoli, è questione proprio soffermati su questo, distanza tra i reparti, distanza tra le linee, squadra lunga. Chiaro, uno può dire Anguissa ha sbagliato quel tocco, però ha fatto anche delle giocate pazzesche. E il punto che il Napoli mi sembra ha avuto il 61% di possessione. Se noi leggessimo i numeri, dici ma proprio tu Guido che sei fissato, no? Perché io i numeri li collego sempre a quello che vedo prima
durante la partita, perciò possono avere un valore o meno questi numeri che uno studia, perché se uno poi legge solo i numeri, ha tirato 21 volte il Milan a 14, il 61%, allora sembra che uno ha dominato la partita, la devi vedere, la devi studiare e devi vedere quel numero che peso specifico ha, o se è un numero leggero, cioè, no? Quindi il 61% di possesso palla del Napoli oggi un 61% molto leggero, perché il Napoli è stato arruffone e collettivamente non ha funzionato la squadra, quando quest'anno collettivamente il Napoli ha prodotto di più dei singoli fattori, no? Poi ci sono state prestazioni in tante partite che hanno, diciamo, fatto brillare i nostri occhi, scegliete la migliore, però è proprio il collettivo che è stato superiore a tutti gli altri nel campionato e legittimamente primo in classifica. Oggi collettivamente la squadra è stata inferiore al Milan, che ovviamente ha anche dei singoli. Un caro collega su 3 anni che la snobba, non so perché, intanto in questi 3 anni uno scudetto l'ha vinto, 2 Champions è qualificata e vediamo quello che succede. Non è che ha un collettivo nettamente inferiore al Napoli, solo nella sua testa. Certo, per esempio Leao si è preso 2 mesi di vacanza, però bisogna si è svegliato oggi, si è svegliato stasera proprio vero. Ma era forte anche prima, certo. Male per loro che si è preso 2 mesi di vacanza per Milan, ma non era così brutto. È la testa. Quando io dicevo quanti funerai mondiali non lo sappiamo, chiaramente ci sono delle squadre che sono arrivate più in fondo, no? Come la Francia, cioè, vediamo, con Lecce temo che non sarà una partita facilissima e bellissima, temo, poi ho detto il Napoli è superiore, già all'andata abbiamo fatto 1-1, quindi intanto partiamo da una squadra che non avevamo battuto. Partiamo, esatto, dal dover, le motivazioni, non voglio mai sentire non ci sono motivazioni, ci sono sempre motivazioni. Saluto Colpo Gobbo che mi è venuto anche a trovare a New York e quindi lo saluto 2 volte e ci dice: queste partite possono servirvi da lezione, il Napoli è forte ma devi dare il 100% sempre per performare al meglio, non puoi allentare la presa. E io mi ricordo una frase che i juventini dicevano sempre: la Juve o vince o impara. E quindi speriamo di aver imparato stasera. Detto ciò, negli spalti che è successo, un po' di tafferugli tra di noi che dobbiamo approfondire, caro Colpo Gobbo, perché non sapendo nello specifico, visto che ognuno ha detto la sua, non posso dirti con precisione, però era tra di noi. Non che se fosse contro altri sarebbe più intelligente o meglio. No, assolutamente. Ci vorrei a precisarlo, detto. Non che Valerio intendesse questo. Certo, no, perché se qualcuno facesse passare questo messaggio sarebbe di un'edizia incredibile. Avrei preferito giocare subito con il Milan piuttosto che incontrare il Lecce. Assolutamente no, è come una maratona, le fibre, no? Dopo una maratona le fibre muscolari hanno bisogno di ricompattarsi, è follia proprio, perché se sulla scia no, hai bisogno di queste 2 partite dove acquisisci distanze, no. Tra l'altro non avrai Osimhen, io spero che non giochi Osimhen col Milan, non lo si rischi. Tu dici di no, io credo, mi sembrava fiducioso, però potresti poi rischiare, tutto secondo me è stata la partita con Lecce, perché se la partita con Lecce il centravanti che sia Raspadori o Simeone fa una bella partita, fa un gol e la squadra dimostra di aver ritrovato quella brillantezza, secondo me uno va a raffrontare la Champions con un po' più di sicurezza, altrimenti si potrebbe anche poi forzare, non so quanto sia un bene. Allora, siccome me l'hai chiesto in privato in settimana, e tra l'altro ringrazio tutte le persone per una stima che cercherò di guadagnarmi, non ho visto, come a volte è capitato nelle partite, l'infortunio, premesso che non sono un medico e non faccio il dottor House di Radio Aretta, 5 lezioni su internet, mi consulto con persone, però uno c'ha anche uno storico enorme, determinare una distorsione alla caviglia di un certo tipo, tu sai che meno di 8 giorni non guarisci, no? Con tutte le terapie. Quindi io non ho visto l'infortunio, quindi già parto al buio, no? Non ho visto risonanza, cose là. L'idea che una ventina di giorni, puoi farne 15, che poi Osimhen che abbia una forza anche proprio non solo fisica, tecnica, d'animo, è uno veramente partito. Trascina un po' tutti, Sì,
E io non mi aspetto che un tifoso dice no, sto malissimo, quindi mi aspetto questa carica che lui riesce a trasmettere a tutti noi e anche ai suoi compagni, quindi va benissimo. Invece io temo proprio che questa sconfitta possa accelerare, non perché Simeone diciamo non offre garanzie, a prescindere dalla partita con Lecce, però ripeto, non sappiamo l'entità. De Laurentiis ha detto 15 all'inizio, poi sono diventati 12, però De Laurentiis, ecco, ha tantissimi pregi, lo sappiamo, ma con i numeri un po' in confusione. Ringrazio Francesco Fucci da Barcellona Azzurra, come sempre bloccando Lobo dovevano essere Zielio e Anghissà i punti di riferimento. Sì, però vogliamo parlare della prestazione di Rachmani, la prestazione di Kim, e non solo gli appoggi, le scoperture date di Lorenzo. Abbiamo preso un contropiede là dove Di Lorenzo, pur essendo in vantaggio, si è posizionato male, poi è partito il Milano sulla fascia vicino ai distinti, ma non perché stia colpevolizzando il capitano, è tutta la squadra che ribadisco oggi. Ecco, la cosa che da un lato ci fa preoccupare, da un lato speriamo di no, è che non ci sono due giocatori fuori forma o che hanno litigato con qualcuno, cioè la squadra ha funzionato male, il divario è stato troppo netto, ragazzi, senza appello, diciamo. Tra l'altro gli XG che non sono la Bibbia assoluta, no? Però intanto sono un ulteriore indicativo che noi abbiamo concesso dei gol veramente molto facili, insoliti per un Napoli. Il Napoli già non ha mai preso 4 gol, non ne prendeva 2, ma 4 gol e 4 gol in quel modo. Ma si vede, no? Se vedi le stellone, vuol dire che è probabilmente più facile fare gol perché sei molto più vicino all'area piccola e quindi sono più probabili gol. Io ringrazio ancora Francesco. Perché Lobotka oggi ha fatto la peggiore partita quando è in Italia e adesso è stato un dio, e Valerio io l'avevamo detto, qua si sta facendo una narrazione come se il fatto che uno gioca sempre bene, costantemente bene, è diventata la regola proprio basilare, cioè non è così. Per questo oggi noi buttiamo la croce addosso alla Lobotka. Lobotka ha fatto una partita brutta per i suoi standard. Per i suoi standard è chiaro, diventa insufficiente. Attenzione, poi fossimo noi come lui ci metteremmo la firma, no? Però per i suoi standard, ragazzi, cioè lui è uno che accorcia la squadra, recupera un sacco, a prescindere, lo sappiamo, di come smista il gioco, però anche quel gioco che è più oscuro ma è estremamente utile, redditizio, e non solo è venuto meno, ma spesso poi si sono aperte voragini, sono tante cose. Simeone, loro hanno fatto gol, c'è stata quella bella azione, poi qualche buona azione si era prodotta, tiro alle stelle, colpo troppo indietro, no? E fa un gol pazzesco con la Roma. Non stiamo buttando la croce addosso a Simeone, che tra l'altro adoriamo quest'anno più che mai, però oggi è proprio non ha funzionato il collettivo. Dobbiamo dirlo con grande serenità, senza né piangerci addosso né spaventarci. Vediamo. Io temevo moltissimo tipo questa pausa, poi ci sono pause e pause. Questa per noi che eravamo lanciati e c'erano delle crisi, ovviamente anche l'Inter ha perso, ma l'Inter, ragazzi, il campionato è scarso. Questo non delegittima lo scudetto del Napoli. Spieghiamolo una volta per tutte. Il campionato è scarsissimo. Ci siamo trovati in un anno particolarmente fortunato per i sorteggi, dove tra l'altro ci sono le squadre logore, e quindi abbiamo portato delle squadre avanti e vediamo l'anno prossimo. Ma anche se facessimo bene, comunque il campionato è scarso di un livello europeo che quest'anno è molto basso. Il Paris Saint-Germain sta stentando, Liverpool quando io dissi occhio al Liverpool di quest'anno è arrivata una nuova sconfitta, il Liverpool mai successo nell'era Klopp, per dire. Il campionato è scarso di un anno europeo particolarmente mediocre, forse si stanno pagando anche i 2 anni di Covid, perché praticamente sono non so quanti anni non si fermano mai. È vero. Do un bacio a Peppone
che ci saluta in chat, troppo intossicato, domani una visita, corro a dormire. E Valentina è tornata un po' indietro col tempo, con le statistiche, per trovare sconfitta interna con 4 gol di scarsi non si vedeva da un Napoli-Bologna 1-5 del 2000. Però non 0-4, cioè lo scarto uguale, però non è manco fatto il gol di bandiera, quindi mi sembra, io posso sbagliarmi perché la memoria è un pochino era Coppola. Sì, però me lo ricordo che lui disse quella partita, me lo ricordo bene, volevo fare qualcosa di eccezionale, Coppola portiere, però hai fatto il gol della bandiera, l'era De Laurentiis, questa è veramente la peggiore sconfitta. Perdemmo in casa 0-3 con la Vittoria Pilsen del maestro Mazzarri, con i birraioli però in Europa League. No, insomma, ormai la sconfitta c'è stata, domani ci saranno titoli a 75.000 colonne. Quel tifoso juventino per questa domenica ci ha beccato, no? Vittoria col Verona e la Juve è sconfitta. Comunque feci un pronostico qualche live fa, dice Shiny Asha, 3 partite col Milan, sconfitto, pareggio, vittoria. Amen. Questo quando dicevo esordito il bello del calcio, qua non c'è nulla da dire, cioè, se uno non insulta nessuno e non diffama nessuno, questo tra l'altro è un pronostico legittimo, si dicono anche sciocchezze incredibili, no? A volte invertendo piedi, cose, cioè, quindi ci sta. PSG che ha perso anche stasera in casa con il Lione. Oggi si è detto che si gioca domenica, credo che non si sia mai giocato la domenica di Pasqua, quindi tra l'altro andare sul telefonino, guida, ma non si gioca sabato, poi ho detto sì, venerdì e sabato. Beh, ci sta. Se questo pronostico sarà azzeccato, vorremmo molto bene. Sì, a livello caratteriale in Champions, perché vanno vendicate le brutte figure. Credi che questo sia un gruppo anche orgoglioso? Sono stato forse anche lungo più del solito. Servono 2 cose, no? E capiremo intanto già nelle prossime partite. La prima non è facilissima, perché non esiste Eternal Sunshine o Spotter Mind, anche se ci stanno lavorando. Cioè tu dovresti cancellare determinate cose che sono successe oggi, che sono fragili mentalmente, di debolezze, e ritornare a quelle, oltre che certezze, quelle qualità tecniche, tattiche, caratteriali, di qualità che ha avuto. E quindi questo è un lavoro soprattutto sulla testa. Sullo stato di forma della squadra lo capiremo nelle prossime partite. Però io, non per scaramanzia, non per iettatura, tutt'altro, né tutto come si chiama, semplicemente per buonsenso, esperienza e un minimo forse di neuroni ancora li mantengo. E ci vedevo sfavoriti. D'altronde, quante Champions ha vinto il Milan nella sua storia? Quante Champions? Non finali, no, quarti di finale. Cioè, quindi si paga. Se non ha ancora vinto la Champions, Guardiola con il suo City, ma dire che noi siamo favoriti con chiunque, anche col Milan, che sicuramente è meno forte del Real Madrid, Bayern Monaco, c'è follia pura, secondo me. E crei poi uno stato di delusione maggiore da parte dei tifosi qualora dovesse essere. Adesso servono 2 cose: se la squadra è in forma, beh, allora non abbiamo perso lo stato di forma, è una partita in seguito alla pausa per alcuni nei nazionali che hai rotto il ritmo, e quindi tanto la partita di venerdì può essere utile e ci si può allenare bene, sperando di non perdere, perché abbiamo già un po' di infortunati abbiamo perso il sostituto di Leo Lorenzo, no? Che probabilmente avrebbe giocato queste partite. Bemme, cosa, Olivera è pure tornato acciaccato. La testa aspetta tutto lo staff del mister, che ho visto particolarmente nervoso. Ecco, a proposito, vedi, mi chiedono, io di questo non so nulla perché ero in live, che ne pensi della lite Spalletti-Maldini? Troppo nervosismo anche di Luciano, non è positiva la cosa? Non ho proprio idea, Aniello, di cosa c'è stato qualche scambio? Sì, vabbè, questo lo so perché praticamente Spalletti sostiene che era andato a protestare, no, a chiedere spiegazioni all'arbitro per l'ammonizione di Lobotto, perché effettivamente quando dicevo tu non ammonisci uno e poi noi ci siamo trovati, invece che un fallo
Hai ragione, ai limiti dell'area, una ammonizione, Cornuti e Mazzetti 3 volte, perché non abbiamo segnato manco un gol su punizione, non l'abbiamo fatto oggi, casomai, però intanto non ti prendi l'ammonizione di Lobotka. E Maldini pare che gli ha detto ci stai sempre a lamentare, e lui ha detto veramente il vostro allenatore Pioli, ed è vero, e non si è preso manco l'ammonizione, non ha fatto altro che lamentarsi. Leao poi l'ha schernito, mister, ma voi che vi lamentate, state vincendo lo scudetto, avete vinto lo scudetto, cioè. Però voi la sapete come la penso su Spalletti, l'ho detto dal primo momento in tempi non sospetti, quindi ovvero, per chi non lo sapesse, lo ringrazio, massimo rispetto, massima stima, tutto, però per me è un po' stanco, se dovesse vincere ha fatto il massimo, saluta con il sorriso e rifiuta il prolungamento unilaterale. Sarò felicissimo di sbagliarmi come sempre, ma è stato un anno... rifiutare ed essere costretto da De Laurentiis. Vabbè, non è la prima volta. Ma tu puoi sempre dimetterti. E poi se vengono rifiutate le dimissioni. Cioè, se tu sei sotto contratto lo devi fare il lavoro, però poi conviene tenere uno con la forza che non lo vuole fare, perché un allenatore mentalizzato che ha tutto... No, attenzione, comunque un contratto di valore, quello che ti hanno raccontato, vedi cosa fa la stampa, è unilaterale perché non c'è la contrattazione bionivoca. Però tu puoi fare delle dimissioni irrevocabili, sempre un contratto di lavoro, non è un contratto di schiavismo. Chiaramente a questo punto rinunci allo stipendio, non so poi se ci dovesse essere, e questo non c'è mai stato detto, quindi una penale, no? Però non credo, essendo scaduto il contratto, tu puoi, perché c'è l'opzione, però potrebbe esserci una penale, però sai, in caso di vittoria a scudetto sarebbe anche abbastanza antipatico che tu dici io ti esercito la mia opzione, io comunque mi dimetto, allora c'è la penale, però non so se ci sia, però tu puoi semplicemente, se però ti dimetti, rinunci, sei sul mercato e da quel giorno, dal 30 giugno 2023 non sei più tesserato e non percepisci lo stipendio dalla società sportiva Calcio Napoli. Credo, poi potrai essere smentito, però ragazzi è un contratto di lavoro. Ci sono tanti casi, anche allenatori che si sono dovuti dimettere, mi ricordo Prandelli, un caso abbastanza drammatico per gli episodi della sua famiglia, mi sembra che era la Fiorentina, no? Non è che tu non ti puoi realmente dimettere, però ovviamente se ti dimetti e non sei esonerato rinunci a tutti i benefits. Chiaro. E chi rifiuta i soldi? Vabbè, poi tra l'altro Spalletti è stato pure un paio d'anni pieni, quindi diciamo Spalletti è un po' stanco perché effettivamente è stato un anno stancante, più fuori dal campo che dentro il campo, e secondo me, ma è un'opinione del tutto personale, quindi di nuovo non è imporvi qualcosa nella statistica, è stato totalmente sbagliato come è stato gestito questo periodo, e non mi riferisco a delle goliardiche sane, pittoresche manifestazioni di gioia dei tifosi dei quartieri più popolari di Napoli. Mi riferisco purtroppo ai colleghi. Lo scudetto è già archiviato, ma chiunque fa sport, eppure lui rispondeva, non si alzano le mani dal volante. C'è questa narrazione che è anche rispettosa nei confronti del campionato e degli avversari, è follia pura ed è contraria. Ho premesso, è la mia opinione e non è che voglio imporre, però è contraria secondo me proprio al concetto che mi è stato trasmesso da mio padre, ci teneva molto. La prima regola è proprio il rispetto dell'avversario, prima, durante e dopo, quando vinci e quando perdi, non solo quando vinci, anche quando perdi, prima, durante e dopo, diceva mio papà, prima, durante e dopo, prima della partita, durante la partita e dopo la partita. E noi secondo me non lo stiamo facendo, prima, durante, dopo sarà giusto per festeggiare, tra l'altro con una tale ridondanza, se permettimi, no? Perché ti può scappiare. Io stesso ho detto possiamo arrivare, faccio le quote, le altre scuole, però non ho detto abbiamo già vinto, lo scudetto archiviato, adesso sarebbe un fallimento non arrivare in Champions, l'autostrada per la Champions, la finale non si arriva.
E sai, è uno che mastica calcio, ha più di 60 anni, ha il più alto numero di vittorie nel campionato di Serie A con la regola dei 3 punti, e potrebbe anche dire, sai, io Ne qualcosina... ho viste è vero. Per gli amanti della Marcord, ultimo 0-4 in casa contro il Parma con un tagliatela che stanco e deluso minaccia di andare via. Io però ho detto dell'era De Laurentiis all'amico Bellino, sì. Perché perdemmo anche un 2-6 con la Juve nel Napoli di Vinicio, che la squadra era tornata stanchissima da una tournée in paesi scandinavi, la ripetizione. Il Massimo parla dell'ultimo che è capitato. Però quella era Naldi, disastroso, che sarebbe retrocesso con 14 punti. Immaginate 14 punti. Questo è un Napoli che non tutti ricordano. Beata la nuova generazione che non ricorda quelle cose, mentre noi un po' più anzianotti eravamo lì a soffrire. Tu pensa, se De Laurentiis dovesse vincere la stagione quest'anno, in questa stagione di trionfo, ci sarebbe il peggior risultato interno della sua gestione. Nella sua storia, è vero. Clamoroso. Leao ha mostrato con sorriso la maglia di Kvara. Sì, ho visto che a fine partita si sono scambiati la maglia Kvara e Leao. Bella immagine. Stavolta ha avuto il portoghese la meglio perché ha fatto una partita. Kvara mi è sembrato anche in partita, mi è sembrato vivace. Poi non gli è riuscito la rifinitura decisiva, insomma, però mi è sembrato abbastanza sul pezzo. Sì, partiva bene col primo dribbling. Il primo dribbling era sempre fulminante, anche il secondo, e poi il terzo che si allungava il pallone. Si individua anche trame di gioco sviluppate sempre a destra in una partita dove Di Lorenzo, Anghissà e Politano hanno sempre difficoltà. Mi chiedo il perché. Ma si è provato anche a sinistra, no, Guido? Però a destra abbiamo avuto un po' meno brillantezza proprio con questi tre. Sì, si è andati anche un po' oggi, Tonali, partita monumentale. Mi si faceva notare a fianco a me, ma in nazionale non ha giocato così bene. Ho detto, ma manco lontanamente. Perché dobbiamo anche dire, apriamo una parentesi, che le due prestazioni dell'Italia sono preoccupanti. Sconfitta interna con l'Argentina e un opaco 2-0 con il Real Madrid Malta e la qualificazione già in salita per l'Europeo. Sconfitta in casa, quindi l'Inghilterra può anche pareggiare adesso. Ce la vediamo di nuovo con la Macedonia probabilmente per quel secondo posto. No, ti fa capire, quello sì, nel senso no a te, diciamo, sì, passi in 4 giorni, non in un mese, da una prestazione dici mamma mia che pianto, a una prestazione dici mamma mia che montagna. Gente che poi, mi ricordo De Rossi, faceva sempre così, abbandona perché stava morendo e poi fa un partitone perché giocava sempre con la Roma e Napoli nella pausa della nazionale. Ci sono tante cose da rivedere, no? Detto, come disse Antonio Corbo, no? Quindi cito un maestro veramente un maestro del giornalismo, ha detto a volte questi calciatori sono professionisti solo quando si deve discutere quella cosa in basso a destra, la cifra, la firma finale. No, è la cifra, non la firma, è proprio la cifra, lui diceva il quantum. Quando va male la partita, Politano e Lozano sono uno la controfigura dell'altro. Io a questo aggiungerei anche Zielinski, che spero sempre che la prenda lui per le mani la partita, per i piedi, e invece manca sempre qualcosina. Oggi è stato più opaco di Anguissa, perché Anguissa, poi come lui ha iniziato, Maluccio poi è stato in crescendo, sì. A un certo punto ha avuto degli spunti dove in mezzo a 3 comunque non perdeva il passo, e Zielinski, il fantasma, a parte quando lui poi fa dei giochini che la gente si esalta, ha detto ma Zielinski il controllo palla, la tecnica ce l'ha, non è che non lo dobbiamo scoprire ogni volta, né la dimenticherà neanche di notte, influenzato mentre sta sognando chissà che cosa, quindi non è che quelli la perdi. Però come sviluppi poi il gioco, la mattonella, no? Quando tu non riesci a trovare in campo la tua posizione, il timing giusto del passaggio, dell'inserimento, che poi Zielinski
quando a volte prende il pallone, gira su se stesso, con una leggerezza che sembra la cosa più semplice di questo mondo, ma l'ha sempre fatto, nel senso ti stupirebbe se lo facesse un giocatore che non nomino X, no? E tu ti aspetti molta fatica, molta legna e non il numero di tecnica. Allora dici, vedi, anche lui ha fatto questo, ma non danzi dischi. È vero, apprezzo, sai Carlo, io apprezzo quando Politano va sul suo piede debole e mette il cross col destro, in diverse occasioni ci è riuscito. Però oggi, sì, però per parlare di calcio, è vero Valerio, però oggi abbiamo anche riempito poco l'aria. Qualche tiro, tu pensa che abbiamo fatto anche un tiro pericoloso, il portiere ha parato letteralmente con la faccia, cioè è stato talmente veloce che non è riuscito a alzare i pugni e ha parato con la faccia, no? Però sono mancati i rimorchi, no? Le azioni, quindi non perché non c'era Osimhen, riempire l'area, avere molti giocatori in attacco, avere la possibilità della seconda palla, della terza palla, sono tutti plusvalori che tutti insieme poi possono portarti azioni dopo al gol, quindi non è solo la sterzata, un paio di volte è andato sul fondo, anzi un paio di volte ha fintato della sua classica occasione, si è preso anche un giallo clamoroso di Giroud, no? Perché poi ogni giocatore oggi ha fatto almeno un numero bello, se tu ci pensi, no? Kim poi ha fatto una discesa nel secondo tempo che quasi porta al gol, un tiro di... quindi Kvara ha fatto quel tunnel che sembrava, quindi ci sono state delle giocate di alcuni singoli che sono stati di qualità, e però non hai fatto un gol a una squadra che ha preso 36 gol. Il Napoli ne ha presi 16, meno della metà. Questo mi preoccupa, cioè tu non hai fatto gol all'Inter e al Milan che se giocavamo io e Valerio li segnavamo. Hanno giocato come se avessero avuto Osi in area ad aspettarli. A Lecce, secondo voi, con Raspadori o Simeone? Penso Simeone. Poi bisogna vedere, perché Raspadori, ragazzi, è stato fermo parecchio. Io non lo so, perché a meno che tu dici parte con Raspadori e poi entra Simeone, perché è più impattante Simeone. Raspadori quando entra... Simeone è più impattante, Raspadori gioca con la squadra un po' di più, quindi si può sviluppare meglio, magari li stanchi. E poi cerco di ricordarmi, io la mia memoria, qua mi devi aiutare tu, quando Osi ci venne meno, Raspadori era un po' la prima scelta. Sì, Simeone ha fatto poche titolarità in campionato, proprio niente. Anche in Champions. Il mio dubbio è semplicemente sui minuti che ha le gambe. Perché infatti anche io penso, quando le sostituzioni di stasera, Guido, è perché la partita era finita, cioè non ho visto sostituzioni, quelle che arrivano a centrocampo al 68esimo, tu ancora magari puoi pensare di Lozano, Elmas, Ndombele. Quella al 77esimo, al 76esimo Raspadori Simeone è perché non vuoi stancare Simeone che non hai 90 minuti e vuoi far avere un po' di minutaggio a Raspadori. E poi quella finale di Guangzhou non sono più sostituzioni per recuperare la partita, è giusto per gestire le sì. Poi Kim c'ha 4 munizioni sul groppone e la stanchezza mentale di cui ci ha parlato con fin troppa, diciamo, onestà, però se quello, cioè non è un difetto, se quello, non solo il carattere ma l'impostazione da campione che lui ha, a parte chi siamo noi per imporre una cosa del genere. Certo è insolito, anche qui voglio spiegarmi bene, no? Abbiamo ormai anche i giocatori si sono imparati su quelle 5-6 frasi fatte, no? Ragioniamo partita per partita, cioè tu lo senti in tutte le squadre, dalla squadra che si deve salvare alla squadra che sta vincendo il campionato, quindi sembra una grandissima frase, cioè, ma è normale che tu salvo non cambiano il regolamento, mi sembra che tu giochi una partita alla volta. Se noi, quando dici dobbiamo mettere l'italiano al centro del progetto, se noi la scriviamo su carta, una frase che non ha nulla di sbagliato in italiano, ma è di una stupidità disumana, cioè, ma si giocano 3 partite alla volta, quindi intanto tu devi giocare questa partita dove puoi avere degli ammoniti, cose, poi giocare un'altra partita. Che significa una cosa del genere? No? Quindi
Noi siamo abituati a un certo tipo di retorica, a un certo tipo di comportamento, ma questa sincerità disarmante è abbastanza inconsueta, quindi onore a lui, no? Onore a lui anche nelle successive scuse che non erano, diciamo, necessarie, però fa parte del personaggio in senso più positivo del termine. È anche questione di cultura. Amici e amiche, io ringrazio Guido Gentile, vado a fare il che fare, penso che abbiamo stemperato un pochino la collera, a me resta un po' di collera finale perché 0-4 è pesante e speriamo Più di di un minuto di rialzarci collera, dice 0,4, no? Il minuto di collera di Guido ha bisogno di un rinforzo, diciamo. 4 minuti di collera penso che ce li siamo meritati sul campo, no? Sulla carta, sul campo. Ma il punto è, chiudiamo, è che proprio simbolicamente tu con i campioni d'Italia devi vincere. Poi avessi perso l'andata con Lecce 4-0, pure rimane negli almanacchi, diciamo, partita storica, proprio perché certe cose contano. Poi tra l'altro la vigilia della sfida Champions non è proprio una bellissima trovata, una bella scelta. Poi adesso, diciamo, si parte dallo 0-0, diranno le frasi il pallone è tondo, il campionato, i 20 punti di cretinate. Cioè, adesso la cosa più vicina che è avvenuta è questa sconfitta. Bisogna vedere le scorie mentali, prima di tutto, le debolezze. Chi giocherà, le domande, no? Chi giocherà con Lecce? Quei 2 o 3 cambi, no? Potrebbe per la prima volta riposare Kim, per esempio. Ma questo lo lascerò fare a te. Potrebbe, diciamo, riposare uno dei centrali. Sicuramente non Di Lorenzo. Chiudiamo con la cosa bella, Guido, un commento sul rinnovo di Juan Jesus. Inaspettato nell'ultimo periodo, quasi dato per certo e scontato prima, poi sembra che almeno così ci riportarono di divergenze sulla durata della Ventus che si è messo di traverso, avvenuto con grande signorilità da entrambe le parti. Faccio complimenti sia alla dirigenza che alla famiglia di Juan Jesus, sono cose che mi piacciono. Ci sono procuratori e calciatori che parlano poco e agiscono bene, quindi si può fare il calciatore, il dirigente e il procuratore con uno stile diverso, chi vuol capire capisce. Mi è piaciuto il messaggio, la grafica che lui ha fatto. Sembra un ragazzo molto serio, molto mentalizzato, che ha anche delle qualità tecniche. Per lui non deve essere il titolare inamovibile. Ma ripeto una cosa, ecco, perché poi casomai prenderanno una sola frase che può sembrare negativa nei confronti di Lorenzo. Mi è piaciuto, ripeto, cioè era dato ormai per partito, probabilmente andava all'Inter oppure doveva andare a Spalletti perché la società non vuole rinnovarli per più di un anno, cioè, c'è stato un silenzio da parte di tutti, anche suo, e poi c'è stata questa bella notizia con questa grafica molto bella. Lo stile, vedi, anche De Laurentiis quando vuole ci stupisce, quando vuole, perché ce l'ha nelle sue corde, poi ogni tanto deve sbroccare. Mi è piaciuto molto, non solo insomma, la notizia, ma anche come è avvenuta la procedura di tutta la formalizzazione del prolungamento. Faccio i miei, di nuovo, per quanto possano valere zero, mi complimento, però lo stile è importante, se no siamo tutti Armani, ma di Armani ce n'è uno, è stato uno degli uomini che ha regalato la maggiore eleganza con misura, no? Sobrietà, perché l'eleganza di Armani è un'eleganza mai sopra le righe, no? Però cioè, c'è chi ama casomai quei cappelli curiosissimi che portava Maria di Merano, anche lì sono legittimi. Io amo maggiore sobrietà e questa cosa mi è piaciuta. Ti ringrazio per questa domanda che non era preparata, sappiamo. Assolutamente, quello non ci prepariamo mai niente. Ringrazio infinitamente, buonanotte Guido Gentile. A tutti quanti, amiche Bellini, amici Bellini, numerosi passanti ti troverai perché 04, ma salutiamo a questo punto tutti gli addetti ai passaggi di livello, visto che ci saranno tanti passaggi. Non dimentichiamo, come sono importanti i passaggi a livello. Sì, ti trovi sia benigno, no? E ringrazio e bacio tutti voi. Avevo letto di un amico Bellino che era tornato
dallo stadio a piedi, una roba che è incredibile. Pasquale, era lo stadio, sono tornato a piedi da fuori grotta per il centro, condizione mezzi indecente, dopo tanti anni tifosi incommentabili, Napoli scarico dal campo brutto. E nel salutare in una frase di Massimo, proprio per prenderla a ridere, siamo stati capaci di eguagliare gli stessi gol di De Ketelare. Da New York Valerio Fridu è tutto, ci riprendiamo con il Lecce, cosa doverosa, obbligatoria, anche perché, ed è bene che voi lo sappiate,